Una buona giornata, un ben ritrovati con l'appuntamento di Sveglia Trieste, giovedì 9 di gennaio. Quest'oggi saremo in compagnia dei due ospiti consueti, Marcello Medau dalle 8 alle 9 con noi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, dalle 8 alle 9 come detto, dalle 9 alle 10 Paolo Altin, capogruppo della lista Russo, Punto Franco, sempre in Consiglio comunale. La prima ora la dedicheremo come sempre alla lettura dei giornali e alle notizie da parte dei quotidiani e di giornata. Andiamo a cominciare con la situazione meteorologica. Giovedì una perturbazione atlantica sarà accompagnata dall'afflusso di correnti miti umide sud-occidentali. Venerdì notte passerà un fronte freddo seguito dall'afflusso di correnti secche e fredde nord-orientali per tutto il fine settimana. Per oggi giovedì 9 gennaio cielo in prevalenza coperto con piogge moderate sulla costa e in genere abbondanti altrove, anche intense sulle prealpi Giulie. Quota neve a 1600-1800 metri sulla fascia prealpina e 1400-1600 metri sulle Alpi. Dal pomeriggio cessazione delle precipitazioni ad ovest, mentre saranno residue sparse sul settore orientale. Sulla costa e in quota sulla zona montana soffierà vento da moderato a sostenuto da sud o sud-ovest. In serata saranno possibili foschie o nebbie, specie sulla zona della pianura. Temperature minime 9-11 gradi, massime 11-13 gradi centigradi. Per domani cielo in genere nuvoloso, nella notte fino al mattino saranno possibili deboli precipitazioni sparse sul settore orientale, con quota neve in rapido calo tra i 1100 e i 1300 metri fino ai 500-700 metri circa. Sulla costa e sulle zone orientali dal mattino soffierà bora da moderata a sostenuta, nella notte soffierà vento da nord e moderato sulla zona montana. Le temperature minime verranno raggiunte in serata, tra i 4 e gli 8 gradi le minime, 7 e 10 gradi le temperature massime. Andiamo a vedere i quotidiani nazionali, le prime pagine, partendo dal Corriere della Sera. Ciao, sono tornata, riporta il Corriere della Sera, e le parole di Cecilia Sala libera, lo vedremo praticamente in tutti i quotidiani che sfoglieremo mano a mano in questa prima ora. L'arrivo a Roma e l'abbraccio con la famiglia, Giorgia Meloni dice sei stata forte, sono nata un'altra volta, il successo della Premier, decisive le reti in quell'area, tutto correlato alla liberazione della giornalista. Svolta con l'Iran dopo 21 giorni di prigionia, l'applauso in Senato, i complimenti di Mattarella, Eli Schlein, grazie al governo. La trattativa, i segreti, lo scambio, l'offerta a Teheran e il sì degli Stati Uniti. Retroscena agli Ayatollah, serve la sponda italiana. Ora la scelta su Abedini, l'ingegnere iraniano in cella a Opera. Questo in primo piano e che è relativo alla liberazione di Cecilia Sala. Per le altre notizie, Silicon Valley, big in ginocchio da Donald, Europa divisa, ha soldi e idee ma investe poco. Poi la cronaca, suicida a Palermo, era taglieggiato dalla figlia sedicenne, indagato il fidanzato di lei. Questi i titoli del Corriere della Sera, con il calcio e le pagelle della Serie A promossi e bocciati nello spazio sportivo del Corriere della Sera. Andiamo alla Repubblica, l'abbraccio a Cecilia, sarà Sala liberata a Teheran, poi il viaggio verso Roma, ciao sono tornata. Giorgia Meloni dice una vittoria di tutti, complimenti di Mattarella, attesa poi la decisione sulla scarcerazione dell'iraniano Abedini. Le foto proprio dell'abbraccio della giornalista con i familiari, l'eredità di un successo diplomatico, scrive Carlo Bonini, con lo scambio di dati sensibili con gli Stati Uniti, l'azione di sponda della Premier tra Biden e Trump, ora la giornalista usi la sua forza per restare ciò che è, scrive Umberto Galimberti. Hollywood brucia, le star scappano, incendi in California, tra le altre notizie, incontro con Gue, la mia ossessione, scrive Paolo Sorrentino. Domani sul venerdì ci sarà uno spazio di approfondimento maggiore. Sulla Stampa, ciao sono tornata, le prime parole di Cecilia Sala, Giorgia comandante in capo, la speranza di quell'abbraccio e poi Ebadi, il regime ha avuto paura. Starlink, scelta obbligata, il ministro Crosetto, i satelliti di Elon Musk sono sicuri, minacce alla Groenlandia e l'Europa contro Trump. Poi il ministro Nordio, estradare Abedini, dagli Stati Uniti nessuna richiesta formale. Altre notizie, l'inferno di Los Angeles, figlio del clima malato con gli incendi in California, il CSM, un obbrobrio separare le carriere. Si torna sulla riforma della giustizia e le intenzioni che sono state già ventilate
da diversi mesi se non anni. Ancora titoli che hanno a che fare con la cronaca e l'attualità, quei colpi mortali inferti all'ordine internazionale nell'analisi delle decisioni di Donald Trump quando ieri ha parlato di Panama e Groenlandia, nonché Canada, che avranno conseguenze secondo le sue intenzioni. Andiamo al Fatto Quotidiano. Sala, ecco lo scambio dietro la liberazione, la svolta, il blitz di Meloni e i dati di Abedini utili agli Stati Uniti. La Premier e l'AISE, mano libera da Trump, purché entro il 20 gennaio, il ruolo di Caravelli volato a Teheran, il caso dei 3 cellulari dell'iraniano fermato. Poi ballo in Musk, scrive Marco Travaglio nel suo editoriale. Tra gli altri titoli, il plurinquisito Solinas dà lezioni a Todd, ma si scorda di essere stato sanzionato per illecito amministrativo, dimenticò il rendiconto del partito sardo d'Azione. La Verità, riportata a casa, rimessi a Cuccia, l'Iran cede, libera Cecilia Sala, le foto poi della stretta di mano con la Premier Meloni. Dem senza ritegno, carabinieri assassini, un nuovo video sull'inseguimento conclusosi con la morte di un giovane egiziano del corvetto scatena la canea, ma nelle immagini non c'è nessuna prova contro i militari, la colpa è di chi ha forzato il posto di blocco ed è fuggito, scrive La Verità. Morto positivo al Covid, sottratto ai familiari, all'ospedale di Torino applicano ancora le, fra parentesi folli, regole del 2020. Una polemica montata d'arte, Sergio le 2 visioni della NATO, che cosa c'è dietro al caso Starlink, con la foto del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Giornale che scrive capolavoro Meloni, la giornalista rimpatriata da Teheran, la Premier la accoglie, è stata forte, decisivo il viaggio di Trump, anzi da Trump, stroncato da quella sinistra che adesso invece applaude. Qui la foto della stretta di mano tra Meloni e Sala, il ruolo dei nostri 007 nella trattativa in Iran, il coraggio di 2 donne, lezione alle femministe, l'intervista al ministro Tajani, criticati per il silenzio ma avevamo visto giusto. Abbiamo un governo, scrive nell'editoriale Alessandro Sallusti, invece la mossa sul fact-checking, Zuckerberg ammette di aver censurato i social network. Inseguimento mortale a Milano, i PM valutano l'omicidio volontario, il reato contestato ai carabinieri. Libero quotidiano che scrive trionfo della Meloni, sinistra sotto un treno, Cecilia Sala torna a casa dopo 2 settimane di urla e accuse inventate da parte dell'opposizione, il governo ottiene la liberazione della giornalista che ringrazia Giorgia. Chi è l'uomo che ha gestito le trattative? Alfredo Mantovano, poi l'ingegnere iraniano, il no all'estradizione di Abedini. Buffonata a Milano, divieto di fumo all'aperto, 0 multe. Ed è una situazione che a Milano in particolare ha fatto molto discutere, quella del divieto di fumare nei luoghi aperti. Ci sono poi tutta una serie di criteri più specifici, anche la distanza dal quale un fumatore può accendersi la sigaretta, vale per la nicotina, non vale per le sigarette elettroniche, insomma ci sono tutta una serie di novità introdotte a livello comunale dal Consiglio Comunale di Milano. La morte di Tommasi a 90 anni, box, tennis e sentenze, addio a Rino Tommasi, ricordato da Libero. Il Sole 24 Ore che, essendo quotidiano di economia e finanza, si concentra anche su titoli differenti, super bonus via le lettere delle entrate per chi non aggiorna le rendite catastali, poi Tesoro, emissioni di record, ordini per 275 miliardi sui BTP. L'Unicef, 74 bambini uccisi dall'inizio dell'anno, trovati morti 2 ostaggi a Gaza ieri, tra le vittime un neonato di 4 mesi. L'allarme della UNRWA, senza energia gli ospedali di Gaza sono trappole mortali. C'è il richiamo alla liberazione di Cecilia Sala, che è libera dopo 21 giorni di detenzione. Meloni premiato il gioco di squadra. Spazio, Valente dell'ASI, rete italiana di satelliti, piano in estate. Processo penale digitale, la frenata dei giudici riguardo alla giustizia, viste le criticità, stop dagli uffici all'obbligo di deposito solo telematico degli atti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport che in particolare dà spazio alle squadre milanesi. Infatti l'Inter è la più forte ma non si vede, deve ritrovare cattiveria e rialzarsi subito, ma in primo piano il Milan. Rashford tenta il Milan, colpo da diavolo,
contatto con la punta del United, c'è il nodo ingaggio, ma il club ci crede, si vuole portare a Milano Rashford dal Manchester United, 27 anni, attaccante inglese. Marcus Rashford nella nazionale anche, veste già la maglia della nazionale proprio inglese. Fabio Cudicini, ricordato, addio ragno nero con il Milan, parò Europa e mondo, aveva 89 anni, 1935-2025, avrebbe compiuto 90 quest'anno. Cudicini, la Coppa Intercontinentale e la Coppa Campioni in questa foto, ricordato, così come lo è anche Rino Tommasi, da Ali al grande tennis reinventò lo sport in televisione. Fra le altre squadre, l'intervista a Carnesecchi, in volo all'Atalanta facciamo finta di essere dietro, e poi le torinesi, parola alla difesa, qui Toro-Juve si può decidere sabato il derby tra i Granata e i bianconeri. Rompipallone di Gianni Gnocchi che pungola la difesa dell'Inter, visto che è in emergenza di organico, emergenza difesa per l'Inter. Ieri alla Pinetina Inzaghi ha provato la difesa a 4 con Bastoni, Ausilio, Marotta e il Cuoco, con la satira, l'ironia di Gianni Gnocchi che vede proprio la difesa dell'Inter priva di molti elementi e quindi mette in campo dirigenti anche il Cuoco del centro sportivo dove si allena proprio l'Inter. Questo per quanto riguarda una breve carrellata delle pagine, le principali pagine nazionali dei quotidiani. Andiamo al piccolo, che in egual maniera apre con la liberazione di Cecilia Sala. Cecilia è a casa, lo vediamo dalla foto e dal titolo, l'annuncio del governo sulla liberazione della reporter e il volo da Teheran a Roma. A Ciampino le parole più attese sono: tornata in retroscena, un successo targato Meloni, ma ora Trump vanta un credito, scrive Carlo Bertini. L'altro titolo: clima, un anno da record, il report dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, un ulteriore rialzo dei valori. Nel 2024 in regione la temperatura media dell'aria più alta mai registrata, picco anche per il mare. E rispetto a questo c'è l'intervista allo scienziato Mercalli: presa la direzione errata, gli esperti sono scoraggiati. Prima che sia tardi, ripete Luca Mercalli, presidente della società meteorologica, la politica non ascolta, è ora noto tra gli esperti delusione e frustrazione. Uffici regionali in Porto Vecchio, spunta l'ipotesi scambio di edifici, Palazzo Vucetic stop all'asta, sospesa difatti l'asta per l'aggiudicazione di Palazzo Vucetic, lo ha deciso la regione dopo la proposta giunta per un'operazione di partenariato pubblico-privato. E poi il caso, la procura, senza carenza di organico, pochi i pubblici ministeri e gli impiegati. La procura di Trieste versa in una condizione di pesante carenza di organico a livello tanto investigativo quanto amministrativo. Controllo delle autorità di sistema portuale, il porto da digitalizzare via alla Newco pubblico-privata, accordata targata Circle Group, la gara per il software di gestione delle merci. Poi c'è una guida, la novità: da oggi niente costi extra sui bonifici istantanei, niente costo extra per chi fa il bonifico istantaneo a prescindere dall'istituto bancario. Nella parte alta domani, anzi l'inserto nel weekend lungo le tracce del noir tra banditi e detective, il premio Nonino con i premiati nel nome di pace e verità, e poi l'analisi: è pericoloso lasciare un teatro senza guida, scrive Alberto Mattioli. Per chiudere con il lutto e quindi il ricordo di Fabio Cudicini, campione da leggenda. Se n'è andato un altro dei muli del Paron, se n'è andato un altro pezzo di quel Milan che a fine anni 60 incantò l'Italia e l'Europa e soprattutto Trieste. Fabio Cudicini, il portiere di quella squadra arrivata sul tetto del vecchio continente e del mondo, si è spento all'approssimarsi del traguardo dei 90 anni. Nato a Trieste nell'ottobre del 35, si è spento ieri a Roma, e qui Ciro Esposito ne delinea un profilo. Poi da Fabio Cudicini al figlio Carlo, una generazione di portieri. Andiamo a sfogliare il piccolo, il caso internazionale con la liberazione di Cecilia Sala, che è in Italia, grazie a tutti, l'annuncio del governo sulla liberazione e il volo da Teheran a Roma, dopo l'atterraggio l'abbraccio con il compagno e quello con i genitori. Questa parentesi si è chiusa. L'incontro con Meloni e Tajani, la Premier, sono qui per dirti grazie, sei stata forte. Il ministro degli esteri dice: è stato fatto un lavoro sotto traccia, e ci sono tutti i dettagli nell'articolo di Luca Mirone, con anche la cronologia della vicenda dal 19 dicembre, quando
Cecilia Sala, giornalista del Foglio e autrice di podcast per Chora Media, viene fermata dai Pasdaran a Teheran. Era lì con un visto regolare per raccogliere materiale per il podcast Stories e poi via via tutte le tappe fino alla liberazione e l'atterraggio ieri a Ciampino. Un successo targato Meloni, ma ora Trump vanta un credito, abilità diplomatica nella trattativa lampo e ruolo chiave tra Stati Uniti e Unione Europea. Convinti anche gli Ayatollah, ingegnere iraniano libero tra pochi giorni. Questa è la, come dire, contropartita. Donald e Musk contano sulla forza della premier italiana a Bruxelles, mentre lei punta a un nuovo ruolo chiave internazionale. Il papà della giornalista, orgoglioso di lei, la mamma al telefono ha risentito la vera Ceci dopo i timori durante i 21 giorni di detenzione. Il Trump imperialista trova il muro degli alleati, la mossa del tycoon e le mire del presidente. Berlino e Parigi, l'inviolabilità dei confini rimane sempre fondamentale. L'Unione Europea parla di sovranità che va rispettata, l'ONU, l'integrità è scritta nella carta. La posta in gioco Groenlandia e Panama, la storia e l'importanza, perché Donald vuole questi due punti strategici e lo ha dichiarato negli ultimi giorni in maniera anche molto roboante a mezzo stampa. L'Unione Europea a meta, il controllo non è censura, Francia e Spagna attaccano Elon Musk. La risposta dopo che Mark Zuckerberg aveva criticato l'Unione sulla moderazione dei contenuti, Barrot ipotizza la sospensione del servizio di X e Sanchez dice Musk guida l'ultradestra contro di noi. Prendono parola le rappresentanze dei governi europei sugli imprenditori multimiliardari che fanno capo ai social network più importanti. Per Trump e Musk è facile attaccare l'Unione Europea, ma l'Italia può aiutare a rafforzare l'Unione. Manservisi, ex direttore generale a Bruxelles, sarà domani a Trieste. Va aumentata la competitività europea, come indicato da Mario Draghi. Questa per quanto riguarda l'intervista di Giorgia Pacino per le relazioni internazionali. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per l'aggiornamento relativo alla viabilità e alle segnalazioni, anche per capire come si delineerà questo giovedì 9 gennaio. Lo chiediamo al commissario della Polizia Locale, Fulvio De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno Gugliotta, a lei e tutti i telespettatori, a lei la linea. Continuazione di anno. Grazie. Sì, diciamo per quanto riguarda la nottata appena trascorsa, niente di particolare, abbiamo rilevato un incidente con soli danni materiali, fortunatamente niente di grave, per il resto soliti controlli di routine. Quanto riguarda la giornata odierna, ricordo che sussiste ancora la chiusura della galleria Sandrinelli, è consentito il transito solo dei veicoli del trasporto pubblico locale e di emergenza. Pare vada abbastanza bene, non abbiamo notato grosse diciamo ingorghi nei dintorni, il cittadino si sta comportando bene, ma comunque attenzioniamo continuamente la zona con delle pattuglie dedicate. Ci sono, con il nuovo anno, con il finire di tutte le feste, sono di nuovo iniziati la maggior parte dei cantieri stradali. Ricordo in Viale Miramare all'altezza dell'intersezione con Tor San Piero, sono chiusa la via Tor San Piero, tra l'altro tra via Giacinti e Viale Miramare ci potrebbero essere dei rallentamenti nella zona di Roiano. Sempre in Viale Miramare, l'intersezione con la via Nicolodi, ci sono degli scavi, la via Nicoliosi risulta chiusa, però dovrebbe riaprire oggi. Per la realizzazione della ciclabile di Viale D'Annunzio ci sono dei divieti di sosta in Largo Mioni e un restringimento di carreggiata tra lo stesso Largo Mioni e Largo Sonnino. Questi sono i principali, poi ce ne sono vari altri, attenzione come dico sempre ai segnali eventuali di divieto di sosta, perché potrebbero scattare purtroppo le rimozioni. Per il momento il traffico è tranquillo, attenzione perché è prevista pioggia praticamente per tutta la giornata, adesso è abbastanza leggera, però dovrebbe aumentare con le ore, perciò come sempre attenzione alla conduzione dei mezzi, soprattutto quelli a due ruote. Per il momento non abbiamo interventi particolari in atto o in attesa, vi restituirei le linee. Grazie al commissario De Grassi, una buona giornata e un buon lavoro. Parimenti a tutti.
Grazie, buon proseguimento. Andiamo avanti con le notizie del piccolo. Inferno di fuoco a Los Angeles, almeno 80.000 gli evacuati, 2 persone sono morte a causa degli incendi, distrutte almeno 1.000 strutture, ma il bilancio di vittime e devastazione potrebbe anche aggravarsi ulteriormente. L'assedio delle fiamme in California, la situazione è in peggioramento, restate al sicuro, avverte la sindaca, auto abbandonate dai residenti locali in fuga sulla Pacific Coast Highway, questo da Los Angeles e dalla California. Invece sempre all'estero Kiev colpisce la Russia a 700 km dal confine, la guerra non si ferma. E poi l'addio di Marine Le Pen, buon vento papà, sabato il funerale del leader dell'ultradestra. Il dramma dei prigionieri di Hamas trovati nella striscia di Gaza e i corpi di altri 2 ostaggi, Youssef e Hamza, erano stati rapiti il 6 ottobre insieme a 2 figli di Hamza, Bilal e Aisha, che sono stati liberati dopo 55 giorni di prigionia. Andiamo ai titoli che hanno a che fare con il Friuli Venezia Giulia, chiusura della superstrada A4, nessuna deroga dalla Slovenia, il vertice a Trieste, preoccupazione per riflessi su economia e traffico in Friuli Venezia Giulia, da febbraio nuovo incontro fra 7 giorni. A Mirante l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio che dice come in A22 non potremmo fare altro che filtrare il flusso dei mezzi pesanti verso l'ISERT e quindi il programma delle opere, lavori su larga scala, si legge nel sito dell'ambasciata italiana a Lubiana, quelli programmati dalla società slovena DARS sulla superstrada H4 che comprende tra l'altro la costruzione di ulteriori barriere frangivento, la riasfaltatura ed il rifacimento della carreggiata. I cantieri procederanno in più fasi fino alla fine del 2026 e comprenderanno i tratti da Razrto, Vipava e la galleria di Vipavski Kriz. I mezzi pesanti, altra precisazione, dovranno transitare per il confine di Fernetti. Terzo mandato, governo verso lo stop a De Luca, oggi in Consiglio dei Ministri continua il dibattito politico riguardo alla possibilità del terzo mandato per i governatori e dei consigli regionali, presidenti dei consigli regionali, delle regioni. Salute, l'alto di Federica, non si strumentalizzi il piano oncologico, altro tema che è sul tavolo regionale in questi giorni, incontro con i primari pordenonesi che avevano chiesto un cambio di rotta. Siamo stati ascoltati, speriamo di poter incidere nei futuri tavoli tecnici. Le prime righe dell'articolo, c'è stato ascolto con la A maiuscola, non potevamo chiedere di più. Sono fiduciosi i primari della ASPO, l'azienda sanitaria, dopo l'incontro con il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, da Pordenone a Trieste, in Corriera, per parlare del piano oncologico regionale e di come integrarlo con le osservazioni dei professionisti della sanità della destra tagliamento. Un confronto che Fedriga ha definito utile e costruttivo, nel corso del quale abbiamo ribadito la necessità di evitare le strumentalizzazioni e di lasciare fuori la politica da scelte che possono essere assunte solo dai professionisti a garanzia della salute dei cittadini. Lo scopo di questa amministrazione regionale, infatti, è quello di prendersi delle responsabilità per migliorare la sanità del Friuli Venezia Giulia e lasciare a chi verrà dopo di noi un sistema di cure migliore. L'incontro ha visto seduti al tavolo quasi 40 medici dell'ospedale di Pordenone che alcuni giorni fa avevano scritto alla Regione auspicando una revisione del piano oncologico regionale. Auspicio che resta partendo però da un presupposto di dialogo. Contiamo di riscrivere insieme alcuni passaggi, spiega il dottor Paolo Ubiali, primario di chirurgia generale. Mi ha colpito l'eccezionale ascolto da parte del governatore Fedriga, che ci ha lasciato parlare senza mai interromperci. Ho capito che ha capito, nessuna ostativa da parte dei primari del Santa Maria degli Angeli sulla nomina del direttore a scavalco di Aspo e Cro di Aviano, il dottor Giuseppe Tonutti. Anzi, con il CRO stiamo lavorando in sinergia, continua Ubiali, preparando progetti comuni. Questa la prima metà dell'articolo che in qualche modo riassume l'incontro avuto tra i medici e la regione. Denuncia dello SNAMI, ricette mediche online fuori uso per 28 ore. L'INSIEL che replica poche decine di segnalazioni. Questo caso che viene raccontato da Marco Ballico nell'articolo.
Andiamo ancora in Friuli Venezia Giulia a parlare di clima. Nel 2024 l'anno più caldo, nuovo record dal 1900. La temperatura media in Friuli Venezia Giulia è stata di 14,8 gradi. Sono stati 12 mesi di precipitazioni molto elevate a maggio, settembre e ottobre, le piogge più abbondanti. Da giugno ad agosto la media è stata di 24,9 gradi, un'estate lunga e torrida, la terza mai registrata. Nel Golfo di Trieste il calore del mare ha fatto segnare un nuovo massimo raggiungendo il valore di 18,5 gradi. E in queste foto i campi secchi e le città allagate, i contrasti dell'eccessivo sbalzo del clima. L'andamento della temperatura media in questo grafico dalla 14,8 temperatura media annuale registrata a Udine e 18,5 temperatura record del mare nel Golfo di Trieste, e i dati prendono a riferimento dal 1900 a oggi. Questo sbalzo che vediamo nel grafico, una sorta di saliscendi che fa capire poi come in questo momento il clima si stia riscaldando nuovamente. Mercalli: sul clima il mondo ha preso la direzione sbagliata. Gli esperti sono scoraggiati. Il presidente della Società Meteorologica Italiana boccia la politica. Il ritardo non è irrecuperabile, manca però la volontà dei leader. E qui la seconda parte del grafico, come vediamo, in aumento la temperatura media registrata negli anni. Scocimarro, l'assessore regionale ad ambiente ed energia, gira in tempo per evitare gli eventi estremi. I cambiamenti climatici influiscono sulle statistiche di ritorno degli eventi estremi, per cui bisogna agire di conseguenza senza mandare la palla in tribuna e affidarsi alla divina provvidenza. Legge in chiave storica i dati del report ARPA. L'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro è convinto che il cambiamento climatico sia un'emergenza seria e importante e che occorra agire oggi, anche con misure impopolari per mitigarne gli effetti. Ancora dell'articolo: per gli armamenti si spendono 2.433 miliardi di dollari, 8 volte di più di quanto stanziato dalla COP29 a Baku, con il rimando anche a ulteriori spese che hanno a che fare con situazioni differenti e non con il clima. Andiamo all'attualità e quindi alla cronaca, sempre in tema nazionale però. Rami: i PM ipotizzano l'omicidio colposo, stesso capo di imputazione per Fares Bouzidi, l'amico della vittima che era a bordo dello scooter. Il padre del 19enne morto ha detto: quelli del video erano carabinieri sbagliati, ma ho fiducia in quelli veri. Si valuta anche il dolo, cioè l'accettazione del rischio per l'evento mortale. Da una prima annotazione di servizio in cui non c'era traccia del contatto tra i mezzi, agli accertamenti successivi con tracce di vernice trovate che hanno fatto propendere per un urto accidentale durante l'inseguimento, fino all'ipotesi di valutazione di uno speronamento volontario, tutto in mano alla procura. Questo è lo sviluppo di quanto accaduto. Suicida dopo le angherie, i ricatti della figlia e del suo fidanzato, dramma a Palermo, picchiato anche il fratellino. Una brutta situazione che viene raccontata in questo articolo. Il governo accelera sulla separazione delle carriere, Nordio al lavoro, sventato il blitz di Forza Italia sul CSM. Poi il governo ci ripensa, fertilità non sessualità, dirottati 500.000 euro precedentemente stanziati. Poi Valditara e Cecchettin, un patto per il rispetto, protocollo contro la violenza alle donne. In questa pagina e in questo articolo il dettaglio su questo patto che è stato messo a punto. Noi ci fermiamo per andare in pubblicità, torneremo però tra poco con le altre notizie dal piccolo, una breve interruzione, ci rivediamo tra qualche minuto. Riprendiamo la lettura del piccolo, ben ritrovati con Sveglia Trieste in questo giovedì 9 di gennaio. Vi ricordo nuovamente gli ospiti che saranno con noi questa mattina, ovvero Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, e Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco, sempre in Consiglio Comunale, nell'ora successiva, fra le 9 e le 10. Andiamo avanti con il piccolo. Al confine tra Grecia e Bulgaria, 3 migranti muoiono di freddo. Sofia ferma 3 volontari
italiani. Per il lavoro di soccorso, la denuncia, la polizia ha costretto uno di noi a caricarsi in spalle un cadavere. Il 112 bulgaro aveva le loro coordinate GPS vicino a un corpo orme di stivali, è stato lasciato lì. Duello TV per le presidenziali croate, scambio al vetriolo tra il favorito socialista Milanovic e il contendente di centrodestra Primorac. Domenica ci sarà il ballottaggio. Economia, digitalizzazione del porto, la cordata Circle Group, nasce la società mista PCS. Sul tavolo lo sviluppo del software che gestisce le merci nei terminali di Trieste e Monfalcone, appalto da 5,8 milioni in 6 anni, creata la Newco pubblico-privata, controllata al 51% dall'autorità di sistema portuale. Il raggruppamento di imprese vincitore della gara costituirà il partner industriale dell'autorità portuale, sistema informatico per terminalisti, spedizionieri, agenti, società ferroviarie, dogane e finanza. E poi l'ipotesi JP Morgan, banco BPM, Unicredit può pagare altri 4 miliardi. L'operazione Friulia che entra con il 20% nel capitale di Adriacos, aumento di 1 milione di euro. La guida, la novità per i bonifici istantanei, da oggi niente più costi extra. Dal 9 gennaio entrano in vigore le regole europee, le commissioni sono equiparate ai SEPA ordinari. Queste le novità, riassunte poi in questa piccola infografica. I bonifici ordinari e quelli istantanei dal 9 gennaio le banche hanno l'obbligo di accettarle entrambi. Niente più costo extra, stesso prezzo del SEPA classico, invio 365 giorni l'anno, invio 24 ore su 24, e questa può essere una novità interessante per chi è solito dover pagare con bonifici, oppure anche professionisti che hanno la fatturazione online, anche per avere liquidità immediata. Finanza, banca Ifis scala i limiti con OPAS da 298 milioni, acceleriamo la crescita, viene raccontato da Luigi Dell'Olio. Domani l'assemblea per l'elezione di Pozzo in Confindustria Udine, contro la rovescia per l'investitura ufficiale del nuovo leader degli industriali friulani, l'assemblea dei delegati di Confindustria Udine, che si svolgerà domani pomeriggio nella Torre di Santa Maria Palazzo Torriani, sancirà l'elezione alla presidenza dell'associazione di Luigino Pozzo, presidente di PMP Group. Proseguiamo poi con i dati relativi alla benzina, il costo. La benzina aumenta fino a 1,8 euro al litro, rialzi ingiustificati per i consumatori. I rincari dovuti alle tariffe di miscelazione dei biocarburanti, protestano anche i gestori degli impianti contro Enilive. L'andamento del prezzo della benzina. In questo grafico viene preso a riferimento l'anno 2024, da gennaio a dicembre, e poi l'aumento che si è registrato nel primo mese del 2025. Lo vediamo qua in questo ultimo segmento, che tende all'aumento. Il mese in cui la benzina è stata più cara è stato aprile, ha superato l'1,90 €, fondamentalmente l'1,9 a livello italiano. Poi le compagnie aeree, Ita-Lufthansa, acquisizione del closing lunedì 13 per questa importante e grossa operazione. Andiamo alle notizie di Trieste, uffici regionali in Portovecchio, ipotesi di uno scambio di immobili. Una società si offre di svolgere i lavori nello scalo e ottenere in cambio alcuni edifici pubblici in città. L'asta, che lo scorso 7 gennaio avrebbe dovuto tentare l'aggiudicazione di Palazzo Vucetici, è stata momentaneamente sospesa. La decisione assunta dalla Regione sullo stabile delle Rive, che ospitava la Direzione Centrale Salute, arriva dopo che a poche ore dalla vigilia di Natale sul tavolo dell'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari è stata depositata una proposta per un'operazione ben più imponente di partenariato pubblico-privato. Una società non ancora identificata si è offerta di gestire il cantiere per la riconversione e riqualificazione dei magazzini del Portovecchio, dove la Regione trasferirà i propri uffici, un investimento stimato intorno ai 150 milioni di euro, e di ottenere in cambio alcuni degli immobili oggi occupati dalla macchina regionale e destinati invece all'alienazione. Difatti, lo spostamento degli uffici regionali in Portovecchio avrebbe liberato tutti quei palazzi che si trovano oggi a essere sede della Regione e quindi immessi sul mercato. Una vendita, un'alienazione, quindi una ricerca di un privato che potesse acquistarli per una destinazione d'uso differente. In questo caso però la vendita è stata in qualche modo congelata, perché c'è questo gioco di contropartita dove
A fronte della cessione di un immobile, questa azienda, di cui ancora non si conoscono bene i dettagli specifici, si offre di contribuire per la ristrutturazione dei magazzini in Porto Vecchio, e la Regione ci sta pensando. Il caso emerge dopo lo stop dell'asta di fine anno. La prossima settimana ci sarà l'incontro fra i privati e il presidente Fedriga. Le valutazioni, 2 anni fa una stima attribuiva al palazzo di via Carducci 6 il valore di 19,2 milioni di euro, 6,2 invece a quello di via Trento e 4,4 al palazzo di via Sant'Anastasio. L'analisi stabiliva poi per via Udine il valore di mercato di 3 milioni e 2,3 invece a quello di via del Lavatoio, 7,4 milioni per via San Francesco 37, mentre per l'ex sede dell'ambiente di via Giulia 12,1 milioni. Restano Scala Cappuccini 7 milioni e mezzo, Corso Cavour 15,3, via Milano 6,7, via Boccaccio 1 milione e 8. Queste le stime dei palazzi che sono sede di uffici regionali. La procedura interrotta e il piano delle alienazioni. In questo scenario Palazzo Vucetich è stato il primo dei 12 immobili della Regione inseriti nel 2022 nel piano di alienazione della Regione, a finire poi sul mercato. Il termine ultimo per presentare le offerte era stato fissato il 7 gennaio. Entro il 20 dicembre era possibile avanzare alla Regione la richiesta di specifiche informazioni sulla gara, ma nelle stesse ore un soggetto privato si accingeva a presentare una proposta di partenariato pubblico-privato che ha spinto la Regione a mettere in stand-by l'asta pubblica, come detto poco fa. Quello che vedete ora invece è il Nord-Est Weekend, un inserto con i tempi liberi e la cultura, colpo di scena sulle orme dei gialli, le atmosfere da thriller nella bellezza di Veneto e Friuli Venezia Giulia, crimini e indagini, alligatori e profiler, ecco dove sentirsi al centro di un mistero. Il Regno dei Silenzi, Lio Piccolo, barene, canali, valli da pesca e casoni sperduti, aurore e tramonti dipingono colori che tolgono il fiato. La lezione di romance nel centro isontino per cercare le testimonianze longobarde, scavi archeologici, monili e armi, capanne funerarie. E qui vediamo alcune foto anche delle rievocazioni storiche. Va dove ti porta il giallo, dalla Padova di Carlotto alla Trieste di Veit Heineken, ecco i luoghi del noir, le vedute e gli angoli delle varie città, delle varie località. Da Giovanni a Napoli, Lucarelli a Bologna, un viaggio nell'Italia dei delitti e dei misteri, un itinerario nelle città che hanno ispirato gli scrittori italiani, passando per Milano, Bari e Aosta. Ancora, Mind the Gap a Casa Cavazzini, dove passato e futuro si confrontano, il Museo d'Arte Moderna Contemporanea di Udine, progettato da Gaia Aulenti, ospita una mostra e una collezione di opere del Novecento. I Tre Moschettieri del Bel Canto, 2 date per il volo tra lirica e pop, e poi anche gli anni 60 e la musica cabaret. Elio guarda alla Milano di Iannacci e Gaber. Andiamo avanti con le notizie di cronaca del piccolo riguardo alla città di Trieste e provincia. Pronta la seconda carrozza del tram, tra una settimana collaudo e patenti. Trieste Trasporti sta ultimando il montaggio dei freni scusate, sulla terza e quarta vettura di riserva della linea. Il 15 e 17 gennaio l'Anspisa effettuerà le prove finali. Si rafforza l'ipotesi del via il 1 di febbraio. Verso la ripartenza, scrive il piccolo, le battute finali dopo 8 anni, in corso in questi giorni le attività ordinarie di verifica e manutenzione sia lato terra che linea aerea, particolarmente scrupolose, fonte di 8 anni di inattività. Trieste Trasporti al momento dispone di 10 tranvieri abilitati per la linea 2, ma per un servizio a regime serve un team di almeno 17 tranvieri e 5 conducenti. Il tram di Opicina è fermo da ormai più di 8 anni, ovvero da quando il 16 agosto del 2016 2 carrozze furono coinvolte in uno scontro. Qui le carrozze le vediamo in foto, si vedevano anche attraversare la piazza Dalmazia e la via Santi Martiri per i collaudi in questi giorni. Parliamo sempre di mobilità, ma ci spostiamo
all'opera dell'Ovovia contestata dal Comitato Novovia. I Novovia dopo il TAR, Regione e MIT chiariscano. Ieri c'è stata una conferenza stampa del Comitato Novovia che ha seguito Umberto Bosazzi e che ora vi proponiamo per capire i contenuti di questo incontro che ha avuto luogo ieri nel consueto sito, nella consueta cornice del Circolo della Stampa. Voglio sottolineare anche che cadendo le ragioni adotte per bocciare il referendum, quello di dire non si può fare il referendum perché sono fondi PNR, non esiste più, quindi riproponiamo il referendum. William Starz, presidente del Comitato Novovia, la butta là, ma è palese che al momento, dopo la doppia sentenza del TAR che impone alla Regione di riconsiderare le autorizzazioni ambientali al progetto, il popolo dei contrari alla cabinovia non canta vittoria ma prudentemente aspetta. La partita è aperta e quindi dobbiamo monitorare, stare attenti e non perdere un colpo. Ecco. Due sono i fronti. Il primo appunto concerne il passaggio dei finanziamenti dal PNRR al Ministero delle Infrastrutture. La cabinovia era finanziata con finanziamenti del PNRR e seguiva procedure di PNRR. Venendo meno questo finanziamento, quali saranno le nuove procedure? Cade il progetto di fattibilità tecnica economica approvato? Cade la gara? Cade il contratto con la Leitner? Poi appunto la questione TAR. Il Comitato attende di conoscere le risposte che Regione e conseguentemente il Comune daranno alla sentenza emessa a metà dicembre, accogliendo 2 dei ricorsi presentati. Noi siamo in attesa di vedere le risposte che daranno sia il Ministero delle Infrastrutture, quindi se ci salterà fuori sia il decreto col quale si prende atto del mancato finanziamento PNRR e l'eventuale decreto che reperisce i fondi sostitutivi. Starz non sembra particolarmente colpito da quanto dichiarato qualche giorno fa dal senatore pentastellato Stefano Patuanelli, secondo cui del finanziamento del Ministero non vi sarebbe traccia. I soldi, dice Starz, alla fine si troveranno, piuttosto rimanda ancora una volta alla questione che potrebbe essere dirimente. Quando avremo contezza e avremo modo di vedere i documenti che verranno presentati, ci riserviamo di fare le azioni che abbiamo fatto fino adesso. Primo, informare l'opinione pubblica. Secondo, rispondere adeguatamente con i componenti del nostro comitato scientifico se ci saranno elementi da contestare. Proseguiamo con la lettura del piccolo perché chi alza anche la voce, in questo caso però è quella della politica, sono le opposizioni, le critiche al piano delle opere dalla Giunta solo promesse. Il centrosinistra all'attacco sul programma del Comune sull'edilizia per il 2025. Dalla terapeutica ai ponti, lavori già annunciati anni fa. Zero idee per le periferie. Il tram di Opicina che riparte, ma dopo oltre 8 anni di attesa, la piazza dell'ex Polstrada di Roiano che finalmente vede la fine di un lungo cantiere, il campo del Ferrini in cerca di fondi aggiuntivi, lo spostamento del mercato ittico e ortofrutticolo al palo, gli utenti dell'acqua marina costretti dal 2019 a fare avanti e indietro verso altre piscine terapeutiche a pagamento fuori città. Nuovo anno, vecchie promesse, inizia così il lungo commento dei capigruppo di opposizione Giovanni Barbo del PD, Paolo Altin di Punto Franco, Riccardo Laterza di Adesso Trieste e Alessandra Ricchetti del Movimento 5 Stelle. I consiglieri rigano con la penna rossa le 2 pagine del piccolo di ieri, dedicate alle opere chiave dell'anno che sarà, e non fanno sconti allo stato di fatto dei lavori pubblici del comune di Trieste. Poi oggi avremo 2 esponenti di maggioranza e opposizione, prima Medau e poi Altin, che avranno, immaginiamo già, opinioni discordanti, ma che quindi potranno argomentare a loro modo anche questa situazione del piano triennale delle opere. Il calendario, il punto su Biserini, 16 anni d'attesa, ex Pavana e Roiano, tra le opere che nel 2025 dovrebbero avere una svolta nel programma del Comune, illustrato su queste pagine dall'assessore ai lavori pubblici Lisa Lodi. Partiamo con Palazzo Biserini. Dopo oltre 16 anni dalla chiusura, la storica sede della Biblioteca Civica di Piazza Ortis può raccontare su un progetto esecutivo. L'obiettivo è andare a gara entro l'anno. Per il 2025 sono previsti anche l'avvio della procedura di project financing e poi la piscina terapeutica,
la riqualificazione dello stadio Ferrini, l'inaugurazione della piazza di Roiano e del Cubone di San Giovanni. In febbraio partirà poi il cantiere, anche questo criticato dalle opposizioni, della nuova palestra sull'ex Pavan in via Frausin. Cambiamo argomento, in calo i matrimoni in città, giugno il mese più scelto, aumentano le unioni civili. Le nozze nel 2024 sono state 563, 15 in meno rispetto all'anno prima. Solo un rito su 5 si celebra in chiesa. Sala Tergeste la più amata. Circa il 10% risiede fuori regione, stabile il numero di coppie straniere. Altro titolo, nuove lezioni per imparare a soccorrere, lunedì il via a Borgo San Sergio. Sono aperte le iscrizioni al corso del primo soccorso, organizzato da Sogit Trieste, che avrà inizio il prossimo lunedì nella sede di via Carletti 4 a Borgo San Sergio. La procura con pochi PM e pochi impiegati e 2 magistrati cambieranno incarico. Giustizia in difficoltà, gli inquirenti devono essere 12 ma sono 9 e diventeranno 7, in organico 30 impiegati, ne servono 60 e manca ancora il procuratore capo, restano incerti i tempi di insediamento della designata Castaldini. La procura di Trieste versa in una condizione di pesante carenza di organico, sia a livello investigativo che amministrativo. Attualmente ammontano 9 i magistrati in servizio, tra cui il procuratore facente funzioni Federico Frezza, e questo su un organigramma che ne prevederebbe comunque 12 in tutto. Ma nei prossimi giorni resteranno vuote altre importanti caselle. I PM Maddalena Kergia e Lucia Baldovini infatti passeranno in forza alla Procura Generale, 2 magistrati in meno dunque su un organico, come detto, di 12 in attesa di nuovi innesti che notoriamente non sono brevi come tempistiche. La questura, rapina di Barriera, l'arrestato è un 18enne. Ci sono dettagli in più rispetto a quanto è successo in Largo Barriera nei giorni scorsi e quindi è stato poi specificato dalla stessa questura. Ulteriori analisi sui resti di Lilli, la relazione slitta di un mese, un'altra proroga per il deposito della perizia medico-legale, novità anche in questo caso sul caso Revisinovic, o meglio slittamento dei tempi. Facciamo il punto nel servizio di Gianluca Paladin. I termini per la deposizione della superperizia sul corpo di Liliana Resinovic sono slittati di altri 30 giorni. Chiesta e ottenuta dalla procura una proroga. Serve ancora tempo per completare tutti gli accertamenti. Secondo quanto filtra, il rebus riguarderebbe la datazione delle varie lesioni evidenziate sul cadavere della 63enne di via Verrocchio. A 3 anni di distanza dal ritrovamento del corpo di Liliana nel bosco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni si sa poco o nulla su quanto effettivamente è successo. L'unico dato che appare certo è la morte per asfissia, ma i punti oscuri sono molti, dalla natura di quelle lesioni appunto al tragitto che ha compiuto la donna prima di far perdere le proprie tracce. È stato un suicidio? La procura aveva infatti chiesto l'archiviazione del caso? Oppure c'è di più? Forse Liliana è morta a seguito dell'incontro con qualcuno? La 63enne è deceduta il giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, oppure pochi giorni prima del ritrovamento del 5 gennaio 2022? Anche e soprattutto questo è il dato da scoprire. Oggi si è svolto l'incontro fra gli esperti che stanno completando la seconda autopsia, il pool capeggiato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo insieme ai medici legali nominati dalle parti. Sarebbe dovuto essere l'incontro conclusivo prima della deposizione della perizia, il cui termine era fissato il 15 gennaio, invece la riunione è durata solo 5 minuti. Giusto il tempo per comunicare la necessità di svolgere ulteriori e più approfonditi esami. Fra questi ci sarebbe anche quello sui campioni di tessuto del cadavere fatti viaggiare in vari laboratori, fra cui uno in Inghilterra e uno oltreoceano in Texas, anche per vagliare l'ipotesi del raffreddamento del corpo, per capire se Liliana, dopo la morte, possa essere stata trattenuta in qualche luogo. Peschereccio affondato, il comune anticipa la cifra di 36.000 euro, recupero l'ex Gaslini. Il 16 dicembre dello scorso anno, quando un peschereccio affonda l'ormeggio del mercato ittico nell'area ex Gaslini senza vittime o feriti. Ora il comune di Trieste stanzia oltre 36.000 euro per il servizio di pronto intervento ambientale. Monossido killer in via Crispi, indagine per omicidio colposo. Le verifiche sugli impianti del palazzo, inchiesta della procura sul decesso del medico austriaco la sera del 30 dicembre. È stata disposta l'autopsia oltre alla perizia tecnica sulle cause della dispersione. Scattato ieri l'allarme in via Torrebianca, 8 le persone evacuate. Eravamo sul posto di mattina con Gianluca Paladin e nuovamente il servizio a cura del collega.
Purtroppo un altro caso di fuga di monossido di carbonio, siamo in via Torrebianca al civico 13, una palazzina di 4 piani è stata evacuata, quindi 8 condomini nella notte sono stati portati all'ospedale di Cattinara per accertamenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male, nessuno è rimasto intossicato, però la paura c'è stata. Una tragedia sfiorata. Dopo il caso del 30 dicembre in una palazzina di via Crispi dove un uomo perse la vita per le esalazioni da monossido di carbonio e 11 persone rimasero intossicate, ecco che stanotte in un'altra zona centrale di Trieste è stata rilevata nell'aria la presenza del gas killer. Stavolta fortunatamente nessuna vittima, ma è stata una notte da incubo per i condomini che sono stati fatti evacuare in tutta fretta dai vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, l'allarme è scattato dopo la segnalazione di un rilevatore installato in un bed and breakfast del palazzo. In tal modo i soccorsi sono stati allertati direttamente dallo stesso dispositivo. Così i pompieri medici del 118 sono arrivati sul posto in tempo e hanno fatto uscire le persone dalle loro abitazioni. La casa vacanze invece era chiusa, nessun ospite all'interno. Gli 8 condomini evacuati sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Dagli accertamenti medici è emersa l'esposizione al gas, ma non in quantità sufficiente per un'intossicazione. Nella palazzina di via Torrebianca i vigili del fuoco hanno individuato la perdita e la presenza del monossido di carbonio. Il gas era nell'aria, ma i pompieri hanno subito interrotto la propagazione. Scossi e impauriti i residenti del condominio che hanno passato la notte in ospedale. Non solo la palazzina, anche il negozio a fianco ha subito le ripercussioni dell'incidente. Sono stata chiamata questa notte perché appunto c'è stata questa perdita di gas e quindi insomma siamo corsi giù e c'era una leggera presenza anche in negozio qui da noi. Quindi lei lavora qua di fianco? Sono qui, proprio qui a fianco, sì sì. Cosa le hanno detto i pompieri? Sono intervenuti anche in negozio per assicurarsi della vostra salute? Sì, sono entrati, hanno fatto i rilevamenti e in fondo al negozio, la parte magazzino bagno, c'era una leggera presenza di monossido. La prima cosa che abbiamo pensato è ci mettiamo un rilevatore, subito, anche a casa ce lo metteremo perché fa preoccupare. Andiamo avanti con le notizie, sempre del piccolo. Porto San Rocco è l'area verde, bello come un campo di golf. L'amministratore del super condominio di Muggia, a breve anche i giochi. Questa è l'immagine dell'area fronte mare vicino al parcheggio di Porto San Rocco. Buzaia, San Dorligo della Valle prepara la consulta dei giovani. Il consigliere comunale lavora alla costituzione del nuovo organismo. Si occuperà di eventi culturali e sportivi, ricreativi e tutela ambientale. Il giovane esponente Dem, 21 anni, aveva scelto di candidarsi per seguire il progetto. Andiamo a vedere poi anche queste immagini del comprensorio dei depositi costieri, la prospettiva del canale navigabile, le condizioni attuali dell'ex raffineria Aquila, nonché il primo piano dei serbatoi della SIOT, il canale dove si unirono il porto e l'industria, la trasformazione di Zaule tra guerra e dopoguerra, lo riporta il giornalista Zeno Saracino. Il progetto di escavo del 1940, interrotto durante il conflitto, fu ripreso dal governo militare alleato e divenne polmone per la manifattura. E qui vediamo proprio i luoghi che sono al centro di questa evoluzione storica che hanno a che fare con la provincia di Trieste, la storia dell'evoluzione di un territorio, anche con queste foto in bianco e nero. La raffineria petroli dell'Aquila a Muggia, con un futuro prossimo nella logistica. L'impianto nato nel 1937, bombardato e subito ricostruito, chiuso nel 1987. Ora la rinascita per mano ungherese. La prima azienda del settore fu creata a fine Ottocento, lavorando prima l'oro nero galiziano e poi quello statunitense. Lo stabilimento fu costruito in un anno alle Noghere e nel 1938 già trattava un quarto del petrolio italiano con un forte export. Dopo la distruzione nel 1944 riprese a operare nel 1947, trainato dal boom dell'automobile, e poi nel 1972 l'attentato. L'iniziativa del Comune è una giornata dedicata all'infanzia, tra visite nelle strutture triestine e focus sull'inclusione. Ieri è stata presentata la giornata dell'infanzia che avrà luogo questo sabato, evento interamente online, presentato ieri nella sala Tergeste del Comune di Trieste dall'assessore De Blasio, che era in compagnia anche del personale amministrativo che riguarda il settore educazione, tra dirigenti e varie altre figure, sempre nell'ambito dei servizi educativi comunali. Vediamo di più nel servizio.
Sabato 11 gennaio è in programma la giornata dell'infanzia, l'attività organizzata dal Comune di Trieste che permette alle famiglie di poter conoscere da vicino le strutture educative e le offerte didattiche dei servizi 0-6 anni, nidi di infanzia comunali e privati convenzionati, spazi gioco, sezioni primavera e scuole dell'infanzia comunali paritarie. Anche quest'anno l'evento si svolge interamente online sui canali istituzionali del Comune di Trieste, quali la pagina Facebook e il canale YouTube, che già da oggi sono attive, con le informazioni di base che rimandano l'appuntamento. Nel corso della diretta si potranno conoscere molti dettagli utili alle famiglie. Verranno appunto illustrate le scuole, le strutture, il funzionamento, il servizio mensa, le iscrizioni, in modo tale da dare alle famiglie un panorama il più ampio, il più completo possibile per poi decidere l'iscrizione dei bambini. Quest'anno coincideranno gli Open Day dei ricreatori con quello dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia e noi guardiamo a tutto questo mondo con grande attenzione, perché riteniamo che sia un patrimonio, come dicevo, della città, che ci consente di accompagnare bambini e ragazzi verso i gradi superiori di istruzione, ma anche di gettare i presupposti per una crescita individuale, quindi collettiva, e un concetto di cittadinanza maturo e consapevole. Credo che di questo ci sia grande bisogno. A seguire, tra lunedì 13 e venerdì 17 gennaio si svolgeranno gli Open Day, con un calendario di incontri e la possibilità di visitare di persona le strutture educative comunali. La novità di questa edizione è la partecipazione di tutti i servizi, compresi i ricreatori. Per il calendario è possibile rivolgersi alle strutture o ai siti istituzionali www.triesteducazione.it e www.comune.trieste.it. Infine, da lunedì 13 e lunedì 3 febbraio, le iscrizioni ai servizi educativi 0-6 anni per l'anno 2025-2026 saranno aperte esclusivamente online attraverso il portale iscrizioni dalla homepage del sito www.triesteducazione.it. E sempre in queste colonne del piccolo vediamo anche un altro lutto nel mondo dell'arte locale. Trieste piange Nevia Gregorovic, spirito libero che spaziava tra pittura e musica. E qui la foto e il rimando di questo profilo che traccia Ugo Salvini. Andiamo alle pagine sportive. Sport, esperienza in difesa, un passo. L'arrivo del centrale Tommaso Silvestri dal Catania. Crollis torna alla Spezia, mentre Vertainen interessa al Pescara. Queste le ultime dal mercato della Triestina. Qui vediamo il direttore tecnico della Triestina, Daniele Dellicarri, in foto, e invece nella miniatura un po' più piccola con la maglietta gialla il giocatore chiesto da Tesser, Tommaso Silvestri. Tra le possibili entrate c'è per il terzino destro c'è sempre Maggioni, mentre alla Cremonese ancora nel mirino Omar Correia. Anche Vertainen, come abbiamo visto, ha mercato, lo aveva già questa estate, l'estate 2024, poi era rimasto alla Triestina. Kuriakovic, cerchiamo innesti per rinforzare la primavera, ma in prospettiva biennale. Responsabile metodologico del vivaio rosso labardato, siamo vicini ad alcuni giocatori pensando a una promozione, ma puntando soprattutto al futuro. Nel calcio giovanile il punto lo ha tracciato Guido Roberti. La pallacanestro Trieste respira Johnson in campo contro Pistoia. Al via la prevendita dei biglietti. La pallacanestro Trieste recupera Jace Johnson in vista del match che domenica alle 19 contro l'Estra Pistoia chiuderà il girone d'andata. Il CT Capobianco al Palla Rubini. Trieste garanzia di continuità, stiamo parlando di basket femminile, l'allenatore dell'Italia ha guidato un allenamento con i talenti del Friuli Venezia Giulia Under 19, Miccoli e Trimboli i punti di riferimento in città, gli europei ce la giocheremo, ha detto l'allenatore. Serie B interregionale, Vatovec buona la prima, Jadran ok con il Montebelluna, Batic, Demark e Ban super, finito 87-77. Qui invece il ricordo di Fabio Cudicini. Ciao Ragno, Cudicini l'ultimo volo, è morto il portiere triestino, campione di tutto e leggenda del Milan. Qui lo vediamo in azione, qui vediamo invece il suo volto. Fabio Cudicini e poi il prima e il dopo fondamentalmente del Ragno, la società, la sua tela nel nostro cuore rossonero. Per sempre giocò anche con Roma e Udinese, aveva 89 anni. Vieni con me a Milano, Rocco incontra fuori classe in un'osteria del Carso e lo convince. È l'inizio di un'epopea fra Nero Rocco e Cudicini. Il feeling è stato immediato, riporta Ciro Esposito.
Andiamo ad altri sport invernali. Vittozzi stop, non solo al top, dice mi fermo, troppo importante Milano Cortina, la Sappadina salterà tutta la stagione, il CT dice tornerà come sa fare per quanto riguarda il biathlon, il punto e la carta migliore per i giochi coronerà il sogno, scrive Antonio Simeoli, proprio guardando a Milano Cortina le Olimpiadi invernali. Noi ci fermiamo per la rassegna stampa, come detto torneremo tra poco e saremo in compagnia di Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno, ben ritrovato a Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. Grazie, buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti i telespettatori, è sempre un piacere arrivare qua. Mi aveva chiesto un attimo per ringraziare il pronto soccorso. Sì, allora io volevo fare un ringraziamento particolare, il 30 di dicembre ero in pronto soccorso, ma indipendentemente dal fatto non discorso personale, e ho potuto notare un po' come lavorano questi professionisti. Sono stati eccezionali, carini con tutti, gente che grida, gente che è loro sempre disponibili. Io volevo davvero fare un plauso a quel che è questo servizio così importante e fondamentale per tutta la cittadinanza. Sono stato parecchie ore e in tutte queste ore non ho visto tantissime cose, la loro disponibilità, ragazzi giovani che lavoravano, che si impegnano, cambi di consegna importanti, ma sempre nel senso della professionalità. Quindi io volevo davvero fare un ringraziamento a queste persone che lavorano ogni giorno, che sono in prima linea per aiutarci, per dare un servizio così importante. Quindi davvero dobbiamo essere fieri, nonostante tante critiche ci sono, ma io credo che dobbiamo essere fieri di queste persone che si impegnano così tanto ogni giorno. Grazie ancora. C'è una mail subito che chiede se domani ci sarà sciopero dei mezzi pubblici, se noi sappiamo qualcosa. È previsto uno sciopero generale, poi bisogna vedere quanto viene declinato a livello territoriale. Esattamente, poi bisogna vedere un attimino quali sono le sigle che aderiscono a questo sciopero. Insomma, io adesso non so dire. Domani mattina, magari nelle prime ore, saremo più precisi anche con la rassegna stampa con Umberto Bosazzi per vedere quanto poi sarà sentito lo sciopero anche a Trieste. Ci sono tutta una serie di iniziative, no, che state portando avanti, sì, allora, lei con anche gli assessori comunali. Sì, allora in realtà c'è un'iniziativa che già da un po' di tempo che l'annunciamo, ma quest'anno porteremo a concretezza, il fatto della fermata amica. Non so se si ricorda, abbiamo già parlato qualche volta, io e l'assessore Lodi, è un progetto nostro, è il fatto da far sì che si riesca qualora fosse possibile, le fermate che si possono attuare, no? Utilizzare un po' quel sistema che hanno utilizzato la fermata di Nonoberto in via Baiamonte, quindi fare una specie di trapezzo e far uscire fuori un po' la fermata, uno per far sì che ci sia 19 centimetri in meno per gli anziani salire sull'autobus, 2 in modo che le fermate poi non vengano ostacolate dai mezzi privati, insomma, che nonostante tutti gli appelli continuano a essere questa problematica, si fermano tutti i 5 minuti, ma alla fine le fermate sono impegnate, causano poi un grosso disagio. Quindi ci sarà probabilmente una mia mozione, poi coadiuvata da quello che è l'intenzione dell'assessore, poi probabilmente, parlavo ieri tra l'altro con l'assessore Lodi, non ho detto che l'assessore Lodi, che faremo assieme questa cosa, faremo un giro per la città promuovendo queste iniziative in modo che si capisca quel che è l'intento, insomma, no? Si può andare a attingere a fondi regionali perché è già stato fatto un discorso di questo tipo a Udine, quindi io penso che sia davvero una cosa molto molto buona per tutta la cittadinanza e per tutti, soprattutto gli anziani, ma un po' tutti, persone che vanno sulle carrozzelle, insomma, quindi in realtà io penso che sia un'iniziativa bella che diciamo cominceremo adesso con febbraio a mettere su carta quel che è questa iniziativa, cercando poi i fondi regionali. Chiaro. Allora abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Saluto la gentile centralinista signora Paola e la regia che mi manda in onda. Buona giornata dottor Bernardo e all'amico Marcello, sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Caro Marcello, faccio cortese richiesta al fine per combattere la criminalità in città, spesso con uso di coltelli, spranghe, eccetera. Suggerisco dotare le forze dell'ordine, iniziando dalla polizia locale, che a dire il vero
con l'ottima assessore Caterina De Gavardo è presente costantemente nelle operazioni su strada, venisse dotato in dotazione dunque personale uno scanner metal detector per mare digitale come quelli già in uso negli aeroporti e mi dicono anche super economici. Infine, sì, la sicurezza è un bene primario per tutti noi cittadini. Se puoi farti interprete, caro consigliere, poi ci sarebbe da parlare con l'ANAS sulla grande viabilità. Portare a 60 km all'ora è assurdo, il limite di 50 che nessuno rispetta. Chiudo chiedendo al gentile conduttore se è possibile invitare Giorgio Marchesi. Ho saputo che ha novità interessanti. Grazie e buon lavoro. Grazie, va bene, Grazie, poi con Giorgio ci sentiremo sicuramente, abbiamo un contatto comunque continuo nel tempo, sarà il nostro ospite prossimamente. Sicuramente parlerò con l'assessore, vediamo insomma se si può. C'era una proposta regionale, se non sbaglio, di Forza Italia nella finanziaria regionale però, non comunale, dove il consigliere Novelli proprio introduceva questo stanziamento di fondi per dotare le forze dell'ordine di metal detector, proprio al fine di aggiungere un controllo in più quando la situazione lo richiede e vedere se la persona fermata o sospettata è armata di coltello. Beh, ben venga, insomma, qualsiasi apparecchiatura che possa andare ad aiutare il lavoro della polizia, delle forze dell'ordine, ben venga. Insomma, tra l'altro colgo anche questa occasione, proprio in giornata così particolare, per fare un plauso anche alle forze dell'ordine che sono sempre sul territorio nazionale, che ci aiutano, ci proteggono. Tra l'altro apro una piccola parentesi, il giorno di Natale, mentre ero lì a tavola con i miei parenti, ho deciso di prendere qualche panettone e mi sono recato al confine di Ferneti per portare così questi panettoni all'esercito, alla finanza e alla polizia. Mi ha fatto molto piacere e ho potuto vedere che anche la notte di Natale, come è giusto che sia, loro erano lì a fare il loro lavoro, insomma, integgermi, perfetti, insomma, quindi io penso che sia un orgoglio nostro avere la possibilità di avere delle forze dell'ordine del genere, insomma, no? Faccio vedere la vignetta del tram di Marco Englaro, diceva per la fine dell'anno, ma me sa che neanche per la Befana, e il tram incalza, e infatti calza con chi poi sta al computer dietro la Befana con la calza, però si parla di febbraio già. Insomma, mi sembra che adesso stanno ultimando la seconda carrozza, insomma, quindi ormai siamo quasi addirittura d'arrivo. E colgo ancora l'occasione, dato che il buon Claudio aveva citato dei limiti di velocità, anche se un po' esula e va un po' fuori da quel che sono il territorio nostro di competenza del Comune di Trieste, a Gabrovizza, cioè quando si entra per andare a Sgonico, c'è una strettoietta. Quella strettoietta, subito dopo la trattoria sociale, no? È proprio quella strettoietta lì, e mi hanno segnalato, tra l'altro un ottimo esponente qua del Comune di Trieste, che c'è stato un incidente sulle strisce pedonali, ha tirato sotto una signora e più volte è accaduto questo qua, quindi adesso mi informerò di chi è competenza quel tratto, perché sarebbe da mettere 30 all'ora e poi mettere dissuasorio, perché è davvero strettino, la gente corre e mi segnalano parecchi incidenti là, insomma, quindi questo sarà un impegno che un po' va al di fuori delle mie competenze territoriali, però penso che sia giusto ragionare in termini un po' più ampi, insomma. Un'altra mail dice: la tabella elettronica della fermata autobus di Scala Bonghi, linee 11 e 22, segna permanentemente solo l'arrivo della 20 con destinazione Muggia. Saluti da parte di Enrico. La 20 di Scala Bonghi? La tabella elettronica della fermata autobus di Scala Bonghi, che ha le linee 11 e 22, segna permanentemente solo l'arrivo della 20. Che non passa. Con destinazione Muggia. Quindi diciamo c'è uno sfalso rispetto a quelle che sono le indicazioni delle altre linee che invece passano per quella fermata. E mentre lei si segna questo appunto, noi andiamo ad ascoltare un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno Gulotta, lei è il suo ospite consigliere Medau, che anche conosciuto di persona, sono prega, non chiamo per questo motivo e vado al punto. E niente, io vi ho anche scritto e per quanto riguarda qui cerco di riassumere riguardo Cecilia Sala, siamo contenti che sia a casa, questo penso tutti, questo lo dobbiamo a Giorgia Meloni, la sua abilità, anche energia, come viene sottolineato anche che ci ha messo,
ma è chiaro che ci sono anche degli interessi che sono tantissimi, diciamo, e quindi passa, se voi vedete quello che ho scritto, potete anche, ma comunque per finire, diciamo così, in sintesi, vi volevo solo dire che diciamo che passa in secondo ordine l'estradizione di Avedini, è questo di quando io sono convinto. E niente, buongiorno, e il vostro commento è grazie. Grazie. Beh sì, è su tutti i giornali oggi, praticamente l'abbiamo visto in apertura di trasmissione in tutti i quotidiani nazionali, basta accendere una TV e anche TG All News lo passano continuamente, il ritorno di Cecilia Sala in Italia, merito della diplomazia importante che ha instaurato il governo e che ha portato questo esito. Una vittoria di una squadra importante, una vittoria di un governo che effettivamente viene ascoltato anche all'estero, una vittoria che è importante sia ovviamente per la giornalista, è importante un po' anche per il governo, importante per tutta l'Europa, per il mondo. Teniamo presente che il paese, ho detto per il mondo perché la notizia è anche su tanti telegiornali, su tante testate internazionali, ho detto anche a San Paolo c'è scritto, a Parigi, insomma tante testate segnalano questo rientro importante. Teniamo presente che quel paese dove era imprigionata è un paese che la democrazia la vede col binocolo. Quest'anno hanno sentenziato 901 condanne a morte. L'anno scorso 853, quindi è un paese davvero molto molto pericoloso, quindi io penso che questo sia una vittoria di tutti, una vittoria di squadra, una vittoria del governo, e la Giorgia Meloni insomma penso che abbia agito molto molto bene. Non credo che sia casuale appunto il viaggio in America, no? Quindi insomma io penso che dobbiamo fare un ringraziamento ai servizi segreti, ai governi e al governo nostro che effettivamente è di nuovo forte a livello mondiale. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta e buongiorno a Marcello Medau. Buondì. No, non voglio parlare di strade, Marcello, ero preoccupata perché avevo visto solo la sua segnalazione e ho detto ma chissà come sta, vedo che sta abbastanza bene. Allora, niente, volevo proprio parlare della Cecilia Sala, della Liberazione. Sì. Il padre di lei ha detto lucidità della Meloni, io direi anche attributi della Meloni, no? Ecco, perché anche comunque la giornalista e anche la madre della giornalista sono delle donne forti. Che donne che non si piegano e non si piangono addosso, ma prendono il toro per le corna, eccolo. Allora, altro che patriarcato, stimolo tutte le donne a non mandare manifestare per il femminismo, ma prendere le azioni come sono e combatterle. Grazie. Grazie Nivea. Madau, se vuole aggiungere qualcosa anche rispetto ha già detto, ai temi oggetto, insomma. Diciamo che ha già detto abbastanza, è un po' il pensiero, penso, unanime un po' del paese oggi, insomma. Approfitto del fatto che ha chiamato la signora Nivea, lei era stato poi in sopralluogo in via Baiardi? Sì, era andato, la situazione? Tra l'altro ad arrivare lì, sai vuole. Che io la moto grande, no? Quindi lì anche con la moto ce ne vuole, No, in effetti la signora Nivea. Immagini con la Panda di Tele4. Sei stato su fin su? Ma non è mica poco, Lo so. No, effettivamente la signora Nivea aveva perfettamente ragione, ma non avevo dubbi. Praticamente questo pavé che hanno messo lì vicino a casa sua, dove stanno ancora costruendo, un po' si sfalcia, un po' va via, un po' si rompe, insomma, quindi in realtà, siccome però stanno ancora facendo delle costruzioni lì vicino, ci siamo sentiti con quelli tecnici e detto, guardate, insomma, aspettiamo un attimino che finiamo questo lavoro, perché comunque i camion andranno su e giù, insomma, no? Quindi finché non finisco quel lavoro che è proprio lì vicino al pavé, insomma, una volta finito ci sarà sicuramente la possibilità di sistemare i cogoletti lì del San Pietrino, insomma, che però ovviamente la Nivea puntualmente ha sottolineato ed ha perfettamente ragione, perché uscivano così con le mani, insomma, no? Quindi, sì. Però voi che siete andati con la Panda fin su, non è uno scherzo, No, siamo andati. Alcune altre mail. Buongiorno Gulotta, solamente una curiosità, perché al TG delle 13:20 i conduttori rimangono in piedi? In verità non lo so neanch'io, è sincero, non lo so neanch'io onestamente. Anche a Ringa. Di differenziare, di fare a pranzo in piedi e a cena seduti. Così. Anche a Ringa Varino in piedi? Sì,
Non so, onestamente. Chiederemo. Diciamo che ogni tanto non mi pongo questi problemi, faccio e basta. Sarà magari una risposta non soddisfacente, ma chiederò perché stiamo in piedi, ma vabbè. Chiederemo. Tanto 20 minuti in piedi non è che mi cambia la vita. Comunque, altra mail, chissà se si può risolvere la difficoltà che si incontra percorrendo questa via a piedi, via Rivoltella. Lato destro in salita, nel segmento tra la farmacia e l'incrocio con via Scomparini. Il marciapiede è strettissimo, sconnesso e gli specchietti delle auto in sosta fanno il resto. Ma da questo lato troviamo la farmacia, un supermercato, un bar. Per bypassare questo tratto di marciapiede è quasi obbligatorio cambiare lato, ossia rischiare l'incomodità nell'attraversamento della strada. Ma sappiamo quanto siano pericolose le strisce pedonali su quel tratto di strada altezza Scalabonghi, perché è in prossimità delle curve. Allego una foto esaustiva della larghezza del marciapiede. Allora andiamo ad aprire. Ho ben presente, tra l'altro la messa in sicurezza, sì, lo conosco molto molto bene, poi si arriva ad una lavanderia, ad una certa, proprio all'incrocio con via Scomparini. Teniamo presente che la messa in sicurezza di Scalabonghi, cioè la striscia pedonale Scalabonghi, tutto quel che era già una proposta nostra quando era ancora in circoscrizione, perché quella zona a me sta molto, tutta la città sta cara, però io ci ho abitato lì per parecchi anni, quindi in realtà conosco molto bene quella zona. Sul marciapiede che dice la signora sicuramente si può sistemare le buche, ma allargarlo penso sia quasi impossibile, insomma, no? Diciamo che è un lavoro diverso, un lavoro strutturato, è diverso, però in effetti è vero, quando si fa fatica a passare in due, sei su unico alternato in quel marciapiede, sì, insomma. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono in linea. Prego. Dottor Gugliotta, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Io ritorno sempre sul stesso argomento, perché non mi darò mai pace di essere derubato quotidianamente, essendo cittadino di diritto del territorio libero di Trieste. Allora, voglio ricordare, ho davanti a me il trattato di pace che me lo sono fatto stampare e sono all'articolo 21. Se mi permette un minuto chiedo. Prego. Allora, è costituito in forza del presente trattato il territorio libero di Trieste consistente nell'area che giace tra il mare Adriatico e i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente trattato. Il territorio libero è riconosciuto dalle potenze alleate ed associate e dall'Italia, le quali convengono che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E al comma 4, che è molto interessante, il territorio libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto. Non è un territorio ceduto, è un territorio che l'Italia ha perso, punto e a capo. Quindi tutte queste brave persone che si avvolgono nella bandiera italiana, che è la bandiera del più bel paese del mondo, a mio giudizio, va bene, violano Costituzione e leggi. Di cosa possiamo rallegrarci? Non solamente qua noi nel territorio libero, ma la stessa Italia. Il popolo italiano purtroppo non è cosciente di tutte queste cose. Qua le amministrazioni che ci hanno governato dal 54 in poi hanno solamente che violato la legge e la Costituzione, e tutta la miseria che c'è a Trieste in questo momento è stata creata negli anni, hanno tarpato l'economia di Trieste. Hanno tarpato l'economia di Trieste, l'hanno svuotata economicamente. È stato fatto con dolo questo, perché un porto franco internazionale come uno dei due punti franchi permanenti che è il Porto Vecchio, va bene, fare viali monumentali con soldi, ma è una cosa pazzesca, Questi qua devono, ma nessuno si sente colpevole, Nessuno fa un po' un esame di coscienza. Ma stiamo scherzando? Quando che le cose verranno fuori, solamente questione ancora di qualche tempo, quando le cose verranno fuori, ma questi qua non si vergognano? Io parlo di leggi, parlo di legge e di Costituzione, non parlo di mie ideologie. Grazie e una buona giornata. Grazie Fulvio. Grazie, a me Fulvio. pare solo che poi la penserà come vuole il telespettatore, ma che si stia continuando a sbagliare interlocutore, a mio avviso, nel senso che poi Medau risponderà a quello che vuole, così come farà eventualmente al TIN successivamente o gli altri ospiti, ma visto che questa telefonata è quotidiana,
a me sembra che sia l'interlocutore sia sbagliato, cioè se bisogna far rivalere tutto questo non sarà Medau, mi permetta, voglio togliere le poteri, non sarà Medau, non sarò io, non sarà il team che arriverà dopo a poter cambiare le cose. Io credo che questa problematica la domanda vada fatta ad altri, o eventualmente a sollecitare la posizione di chi può effettivamente cambiare qualcosa, che a mio avviso non è il consigliere comunale. Poi libero Fulvio di esprimere la sua opinione, perché siamo in democrazia e tutto quello che vogliamo, però mi sembra di vivere in un cortocircuito. Sì, ovviamente non sono io che potrò cambiare niente, neanche l'amico Altin che arriverà dopo, ma neanche il consiglio comunale. Insomma, io volevo solo fare una riflessione, no? In realtà, da quello che mi risulta, il territorio libero di Trieste aveva un suo candidato ben preciso alle elezioni comunali, se non vado errato, che hanno preso, mi sembra, non mi ricordo, pochissimo, non è arrivato neanche alla soglia perché non ha fatto neanche un esponente. Ciò la dice lunga un po' su quello che vuole la cittadinanza, ma detto ciò penso effettivamente che sia giusto che ognuno si rivolga agli uffici preposti, alle istituzioni preposte, affinché poi si ottenga il risultato desiderato. Insomma, se è così è giusto che non sicuramente a me o al Consiglio Comunale. Poi effettivamente anche il discorso che loro si siano candidati in un'elezione comunale in un certo qual modo vuol dire che riconoscono un po' quel che è con l'istituzione di Trieste, poi se no altrimenti non penso sia opportuno candidarsi. So, sto facendo una riflessione così tra me e lei, Gulotta. Va bene. Abbiamo la pubblicità, dobbiamo fermarci, sono le 8:30 passate da pochi secondi, ci ritroveremo però tra poco, a tra poco. Poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Marcelo Medau. Ascoltiamo assieme una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno Gulotta, a lei la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Se mi permette Gulotta, diciamo anche all'ospite, mi dissentisco sul fatto della ripetitività della telefonata che ha fatto il telespettatore, diciamo, precedentemente, non perché io, diciamo, sposi le linee, diciamo, del territorio libero, ma comunque attraverso la ripetitività di ogni giorno mi sono accorto, ed è il motivo che, diciamo, chiamo quando posso oppure quando vedo che c'è qualcosa che non va, è proprio grazie, diciamo, che è emersa l'ignoranza della nostra classe politica triestina. Parlo sia a parte certe nobili eccezioni, no? Sia di destra che di sinistra. Possiamo tranquillamente definirla senza nessuna paura una classe politica vile, inetta, affarista, no? Il punto non è, diciamo, allora, per diritto internazionale un trattato, un qualcosa fatto internazionalmente non ha una data di scadenza e può essere, diciamo, a livello giuridico, e può essere, diciamo così, scaduto, passatemi il termine che adesso non trovo una parola, soltanto, diciamo, un accordo fra le parti. Allora, ad oggi, fino alle ore 8:35 di oggi, non ho trovato nessuna, diciamo, detta da parte del famoso, della resa incondizionata dell'Italia, no? Questo a livello di diritto internazionale vuol dire che, diciamo, è tuttora in vigore. Il punto, secondo me, non è, diciamo, tanto territorio libero sì, territorio libero no, è il fatto che questa inetta classe politica, ripeto, a parte certe nobili eccezioni, e sia di destra che di sinistra, che a questo punto sono due facce di una stessa medaglia, sta portando la città di Trieste, diciamo, a due fattori. Una, diciamo, a un genocidio culturale di Trieste. Noi vediamo che, ad esempio, e invito i telespettatori, diciamo, a verificare quello che dico, sta, diciamo, distruggendo tutto quello che può ricordare di una Trieste bene, che stava bene una volta sotto l'Austria, in particolar modo, diciamo, la cultura, ex cultura austriaca che si trovava in Trieste, e la stanno sostituendo, diciamo, con una forma, diciamo, ibrida. Questo è un dato di fatto. Vediamo un po', ad esempio, in via dell'Agro, abbiamo le ultime case, diciamo, di architettura triestina dell'Ottocento, poi ha costruito fuori un parcheggio. Vediamo su San Giacomo, con la scusa di una palestra, praticamente hanno distrutto una parte di Trieste dell'Ottocento molto importante, senza contare Villa Darin, Villa Maria, la villa su San Luigi, tutte quante, diciamo,
vanno in distruzione perché ci deve essere una cancellazione della memoria storica di Trieste. Questo è un dato che le classi politiche, non dico questa, ma tutte quelle che sono sedute dal 1954 in poi, hanno piano piano, poco poco l'hanno fatto. Secondo fattore è il fatto che Trieste contava 300.000 abitanti e da 300.000 abitanti indigeni praticamente se ne sono andati all'estero. Tutto tace, non se ne parla e sono rimasti adesso circa 150.000 grosso modo di Trieste, in cui il 36% è ridotto in povertà. Io se fossi, la classe politica, il politico è utile per la comunità, non è una classe inutile. Il politico è utile perché è come un amministratore di condominio, amministra la città e amministra la città per suo meglio. Come? Creando opportunità di affari. Ora, se noi analizziamo, ad esempio, porto un esempio, ripeto, non è che do la colpa solo a questa amministrazione pubblica, sono tutti quanti uguali. Se noi analizziamo la dirigenza economica di questa città, fa acqua da tutte le parti, ma adesso io potrei portare 1 milione di dati, eccetera, poi portare via spazio anche agli altri, questo non è giusto, no? E cosa succede? La telefonata che fa ogni giorno ha 2 funzioni, secondo me. Uno, bene o male, ricorda ad ogni presente, che viene, che, passatemi il termine, a livello teorico non può fare quello che vuole. Secondo, non come si dice, ottiene un altro risultato, dopo chiudo, quello di far vedere che esiste un problema aperto. Terzo, quello più importante, che proprio l'ho visto in prima persona, emerge il fattore ignoranza, perché nessuno sa rispondere a tono, con motivazioni giuridiche. E quarto, oppure il terzo bis, è il fatto che praticamente non ci sono soluzioni economiche per Trieste con questa classe politica. Stiamo andando letteralmente alla rovina. Invito ai telespettatori un po' con i capelli bianchi che vadano indietro con la memoria a vedere quante attività economiche c'erano a Trieste prima degli anni 70 e quanti ce ne sono adesso e quali sono le prospettive future. Adesso guardiamo, abbiamo un'economia della funzione. Grazie, buongiorno. Grazie, molto articolata la telefonata, insomma anche condivisibile per certi aspetti. Sottolineo solo una cosa, ha detto il signore che ha telefonato, se ci sono dei trattati vigenti, se c'è qualcosa di vigente, è giusto ricordarlo, non c'è niente che ha superato questa cosa qua, ma allora si vada ad applicarla puntando sulla giusta direzione. Cioè, io volevo semplicemente evidenziare il senso pratico della continua, come dire, del continuo mantenimento dell'attenzione su questo tema da parte del signor Fulvio che telefona, non il contenuto, che è legittimo da parte sua ricordarlo, leggi alla mano e tutto quanto, ma in senso pratico non mi sembra che telefonare a Medau o ad Altin che verrà dopo o domani chi ci sarà, non me lo ricordo, Polidori, e non credo che questo sia il modo per arrivare al risultato. Allora, se l'intenzione è quella di arrivare al risultato, a mio avviso, ma io non sono nessuno in questo contesto, la strada è un'altra. Se invece l'intenzione è quella di fare una sorta di appello alla cittadinanza, di propaganda, di moral suasion, chiamatelo come volete, allora va bene, allora questo è accettabile, magari non condivisibile ma accettabile. Dico solo che il risultato non arriva chiamando Medau, ecco, tutto qua. Allora fondamentalmente, oltre a sposare in toto quello che hai detto tu, era quello che stavo per dire, effettivamente ognuno può dire quello che vuole, ma insomma non penso che chiamare qua risolva poi i problemi, tutto qua, insomma, no? Il signore era molto critico della classe politica, evidentemente si crede superiore un po' a tutti, quando viene a dire 2 o 3 volte che è una classe politica inetta, insomma, tra l'altro sicuramente non è una buona intro. Detto ciò, forse il signore non sa o non ha letto i bilanci del comune, dato che ha detto che il bilancio del comune di Trieste è uno dei migliori d'Italia, caro signor mio. E quindi lei può essere critico e scettico a quello che vuole, ma i dati sono questi. La città sta comunque crescendo, ovvio si può fare sempre di più, ma effettivamente questi sono i dati oggettivi che la invito a leggere e comunque anche a contattarmi in privato, insomma, no? Se vuole. Insomma. Quindi oltre a essere critici così, giusto per parlare male, penso che sarebbe opportuno che si lega un po' i bilanci, che si lega un po' quello che si è fatto alla città, gli investitori che stanno arrivando, e gli ultimi sviluppi della città. Parliamo del Porto Vecchio, parliamo del Palazzo Carciotti che è stato venduto, insomma, no? Che sono tutte situazioni importanti per la nostra città. Poi può essere d'accordo quanto meno, poi attenzione,
potrebbe essere anche condivisibile il fatto dei palazzi che lui ha citato, per quanto riguarda San Luigi, no, non sicuramente per quello che è il palazzo, la palestra di San Giacomo, insomma, no? Quella era una struttura fatiscente, quella che c'era prima, ma quelli sono indirizzi politici che poi alla fine ognuno cerca di portare avanti. Se vuole dare un contributo oggettivo, si candidi e venga a lavorare con noi. Una mail dice: recenti casi di fuga di monossido di carbonio, basta un inquilino nel condominio e si creano situazioni potenzialmente tragiche. Non è possibile incrociare i dati catastali, quelli di Esatto e il controllo obbligatorio delle caldaie per almeno mettere a norma chi non fa il bollino blu da anni? Ha una logica molto, molto pratica quello che scrive. Bisogna stare attenti, non è sai, quello che è accaduto in via Crispi è un po' da attenzionare con cura, e quindi penso che bisognerà mettere mano a livello normativo e cercare di capire come si può, no? Non dico obbligare, ma controllare in modo più efficace, assolutamente. Altra mail: buongiorno Sveglia Trieste, chiedo al consigliere Medau, non crede che sarebbe utile mettere un vigile urbano in Borghese in via Mazzini, angolo Piazza Goldoni? Il lavoro che è stato fatto non è servito a nulla, visto che i pedoni continuano a passare con il rosso. Vedi, allora... questo la tocca da vicino. Mi tocca molto da vicino. Allora, a nulla non è vero, quindi cerchiamo un attimino, sai, gli assolutismi in genere sono sempre sbagliati. È vero, io avrei preferito che quelle strisce fossero messe qualche metro più avanti, ma a nulla non è vero. Teniamo presente che è vero che le persone continuano a passare con rosso, non tutte, ma qualcuna sì, ma teniamo presente che così facendo, quando i mezzi del trasporto pubblico girano in via Mazzini, ce li hanno davanti, e quindi in realtà non accade più che ce li hanno di fianco, perché 2 persone che sono morte lì era proprio per questo, perché quando i mezzi giravano non li avevano davanti e sono arrivati di fianco. Quindi diciamo che quel sistema è già un salvavita, secondo me. Poi effettivamente che dovrebbero rispettare un po' più il rosso, questo è vero, ma come si può chiedere un vigile la vita natural durante a controllare? È impossibile. È vero che sulla via Mazzini bisogna fare un lavoro importante. Avevo parlato anche con l'assessore, anche col comandante della polizia locale, anche col vicecomandante. Bisogna sicuramente mettere mano affinché si dia un po' regolarità a quel che è il carico-scarico, perché così com'è non va bene. È migliorato un po', devo dire la verità, ma ci ricordiamo che cos'era un mese e mezzo fa, 2 bilici del trasporto pubblico si sono incagliati, no? Quindi in realtà è la via che va sicuramente attenzionata e bisogna andare a mettere mano. Questo è un mio impegno. Ho parlato delle via Carducci Battista, ho parlato con lei in privato, mi sembra, cioè in privato durante la pubblicità, non mi ricordo più. Allora, a proposito di trasporto pubblico e di viabilità, come sapete uno dei miei palini è quello di trasformare la prima corsia Carducci Battisti che sia unidirezionale verso via Battisti, perché effettivamente chi arriva, che va verso Piazza Obreda, oppure gli autobus che vanno a Luminosa, difficilmente staranno in ora di punta sulla prima corsia, perché le macchine che girano verso la via Battisti devono aspettare poi i pedoni che hanno il verde tra Luminosa e Portici. Quindi in realtà io vorrei che la seconda corsia, cioè che la prima corsia fosse unidirezionale verso via Battisti. Questa qua esattamente. Adesso è vuota, per ora di punta chi arriva da Barriera, per capirci, non si metterà mai nella prima corsia per chi va dritto, ma si metterà nella seconda. Ovviamente gli autobus che mettono in seconda per andare a Luminosa, qualora vede che c'è il segnale lì, si può andare anche avanti, no, a Luminosa le macchine che possono andare avanti, quindi ovviamente c'è la possibilità, ci sono stati parecchi incidenti ovviamente, e quindi questo causa secondo me un po' un blocco del traffico. Quindi io avevo raccolto delle firmette leggere, non firme pesanti, no? Abbastanza. Niente maglietta? Niente, farò anche la maglietta, sì, okay. È già in progetto, però in realtà firmette leggere e quindi ovviamente ho ricevuto un consenso, 560 firme, ma così proprio leggere. No? E quindi ho parlato già con i tecnici, ho parlato già con l'assessore, anche con la Trieste Trasporti, che all'inizio era un po' scettica, però anche loro pian pianino si sono ricreduti sul loro scetticismo, e quindi insomma io spero che a breve questo lavoro venga fatto per agevolare sia il trasporto pubblico ma anche tutte le automobilisti che transitano in quella zona. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo fare un appello al consigliere Medau. In via Feluga gli autisti della linea 26 hanno preso l'abitudine di, pur avendo lo spazio necessario, di posteggiare
di non accostarsi al marciapiede, ma fermarsi molto lontano, creando un disagio per gli utenti, che per la maggior parte sono anziani, per salire e scendere, perché il pedalino è sempre molto alto. Perché non accostano come accostano in tanti altri posti al marciapiede e ci può agevolare. Grazie a Medau, perché so che lui si interesserà di questo. Grazie. Allora, se posso dare un dato tecnico. Allora, sulla via Ferluga ci sono 4 fermate, poi c'è la capolina che si gira attorno lì al campo di calcio. Allora, la prima e la seconda fermata, lo spazio lì è effettivamente poco affinché l'autobus entri totalmente col muso, si metta dritto ed esca. Bisognerebbe che le macchine si parcheggiassero in modo, cioè lontano dalle fermate, se no non si riesce. Eccoci. Comunque, faccio vedere. Sì, comunque Questo. No? Sì, questo qua si gira, però lui dice venendo verso qua. Quindi qua? Quindi indietro, ancora indietro, proprio all'inizio di via Ferluga. Ma dall'altra parte? Dall'altra parte. Ok. Sì. No? Ok. E quindi ovviamente io farò sicuramente Qua c'è appello. una fermata. E questo è facile perché lì non è difficile. Qua c'è una fermata. Ecco, vi dico, già qua. C'è così, una foto X, guarda che c'è la macchina verde sulla fermata. Sì, la vedo. Ed è sempre così, no? Già qui nella foto. Qua c'è un altro, di fermata. Sì, dall'altra parte c'è un'altra. Qua c'è ancora una. Ecco, questa qui in genere sono sempre macchine parcheggiate in testa alla fermata, ma qua è già più facile perché la curva è propensa a fermarsi, quindi anche se l'autobus si ferma c'è lo spazietto, qui non si riesce a fermarsi allo scalino. Comunque sicuramente farò un appello ai conducenti di linea affinché si attenzioni di più, però in effetti lì la zona è una zona fortunata perché ne ha 4 fermate su 500 metri. Sì. Quindi, insomma, ne abbiamo contate sicuramente chiederò, grazie per la segnalazione. Altra mail, sono d'accordo con il suo ospite, anch'io ho avuto bisogno del pronto soccorso, 2 giorni fa sono stata al Maggiore, poi con la Croce Rossa Catinara, in sala d'aspetto ho trovato un numero enorme di persone, col passare delle ore ero sempre più arrabbiata nel vedere che mi passavano davanti, tanti venuti dopo di me ma avevano un codice più impegnativo del mio, e quando finalmente mi hanno preso in carico si sono fatti in 4 con pazienza, gentilezza e bravura tutti quanti. Il problema non sono gli operatori ma la mole enorme di lavoro che devono affrontare giorno e notte. Io sono stata là dalle 16 alle 2 di mattino. Sì. Mi sono resa conto di come lavorano bene e con tanta professionalità e pazienza grazie a questi angeli sottopagati, scrive una telespettatrice. Invito il signor Medau a fare un giro in via del Timo, laterale di via Damiano Chiesa verso Sottolongera, anche in auto o moto, così da percepire in maniera più realistica lo stato di degrado e ammaloramento della pavimentazione stradale somigliante a una pista da motocross. La invitano in via del Timo dopo che è stato già conosco bene la via. In via sì, beh, è ovvio, no? Baiardi. Tra l'altro lì vicino c'è nella capolina della Sottolongera della 35 c'è uno spazietto che però appartiene all'Ater e quindi lì sarebbe da andare a chiedere che si faccia un'asfaltatura perché è davvero un po' terra di nessuno. Sicuramente è già da un po' di anni che me ne occupo, ma adesso abbiamo una possibilità in più che è quella del nostro presidente dell'Ater, quindi chiederò a Daniele che attenzioni la zona, sono sicuro che farà molto volentieri. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, auguri, buon anno a te consigliere. Grazie, buongiorno e auguri. Niente, volevo fare una segnalazione. Nella cabina della fermata del Corriere che è in via Stock, no? Che avevano fatto il marciapiede, che in cui col marciapiede è tutto non ha neanche lisciato bello, che brutto, non mi piace, vabbè. Del vetro della cabina che avrà un centimetro e mezzo di ballo. L'altro giorno ero seduto là, uno che è passato per salutarmi, ha toccato il vetro e ci siamo tutti spaventati perché il vetro si muove. È pericoloso perché qualcuno si appoggia a qualcosa, può spaccare il vetro. Ma della pensilina? Ma della pensilina dice lei? Della pensilina della cabina delle Corriere. Sì. Pensilina delle cabine. Sì. Il vetro di dietro, no? C'ha un ballo più che ha una fissura che è anche larga tra il vetro, non è tutto che appare.
Vabbè, niente Bernardo, io questo qua ho voluto segnalarti e niente, la ringrazio tanto, mi saluta anche il consigliere, Grazie. l'amico consigliere. Grazie. Arrivederci. Grazie, via Stock. Quelle che Arrivederci, vedete sono arrivederci. immagini vecchie, sono del gennaio del 2022, poi via Stock è stato Sì, oggetto adesso di una serie di lavori so, fatto nuovo, di sì. asfaltatura, ma anche di riposizionamento di certi arredi urbani, però evidentemente questa pensilina è rimasta in qualche modo ammalorata. Però vede Bernardo, qualsiasi immagine che mettiamo c'è sempre una macchina in fermata. Una immagine a caso, c'è sempre una macchina in fermata e questo bisogna disciplinare. Vero, via Stock, segniamolo che magari Sì, una mattina che siamo in zona possiamo andare a dare un'occhiata. Altre mail, arrivo Medau, altre mail sono qua. Recentemente ho segnalato a Terze Trasporti che ha poi interessato il comune lo stato di degrado della rottura del vetro da tempo della pensilina fermata bus ad Opicina Villa Carsi a Baristria. Rimpallo di responsabilità, ma a chi compete il ripristino? Chiede Gregori. Sì, l'ho vista, ero stamattina là. Ah sì? Sì. Sì, è vero, sì. No, allora le pensiline, tanti non sanno, ma non spetta né al comune né al Terze Trasporti, ma un'azienda esterna che le mette su, che le sistema. Insomma, quindi poi noleggiare e vendere la pubblicità sulle stesse. Insomma, quindi in realtà comunque sì, è il comune, il Terze Trasporti che segnala questo sicuramente. Sì. Certo. Altra mail. Le scelte politiche ed economiche di questa giunta creano solo lavoro povero e svendono la città. Lavoro povero e prezzi alti a causa del turismo rendono la città invivibile e proibitiva alla maggioranza dei triestini. La città non sta crescendo, crescono i profitti di una minoranza che già stava bene. Quanto pessimismo. Era una mail questa qua? Era una mail, sì. Ah, beh, una mail pilotata sicuramente, e sicuramente di sinistra. No, io penso che in realtà... etichettata di sinistra senza appello. Magari al team che è qua fuori che l'ha mandata. No, beh, insomma, ognuno fa le scelte che ritiene. Siamo stati votati per fare queste scelte, per portare la città sempre più avanti. Io non penso sia così, ripeto, il bilancio della città, che è la delibera madre, no, è tra i migliori d'Italia. Basterebbe questo per far capire che effettivamente si sta andando nella direzione giusta. Poi è ovvio che tanti magari sono contrari ai turisti, io personalmente no, tanti sono contrari alle navi da crociera, personalmente no, tanti erano contrari, no, tanti no, per fortuna pochi, al progetto del porto, che sarà una città all'interno della città, che va davvero a migliorare quel che è, cioè a dare ancora più spazio, ancora più possibilità turistiche a questa città. È ovvio che alla fine le scelte di questa amministrazione è sicuramente diversa da quello che dell'opposizione, ed è giusto che sia così, insomma, no? Teniamo presente una cosa che voglio sottolineare, l'ho detto anche l'altro ieri in un'altra trasmissione, non per far critiche o parlare male, ma l'opposizione aveva la possibilità di portare avanti, mi sembra, 40-45 emendamenti per quel che riguarda il Porto Vecchio. Sono stati inammissibili, certamente, me ne abbiamo già parlato, no? Però avevano questa possibilità e se non sono usciti dall'aula, quindi evidentemente non erano interessati a portare avanti le loro idee o comunque la collaborazione, la cooperazione con la maggioranza, ma è interessato solamente ad avere l'articoletto sul giornale. E questo mi dispiace per una delibera così importante, insomma, però così è, insomma, quindi tutte le cose che dicono dopo, ripeto, siccome lo stile della scrittura lo conosco un po', io penso che in realtà e mi sono augurato l'altro giorno da un'altra parte che ci sia più collaborazione, più cooperazione tra opposizione e maggioranza, io penso, ma reale, non solamente a parole, perché quando facciamo perdere tempo agli uffici, ai funzionari per creare degli emendamenti e quando c'è da votare te ne vai via dall'aula, amico mio, cioè no, insomma, questo qua io mi auguro che nel 2025 ci sia davvero una collaborazione e una cooperazione fattiva per il bene della città. Altra telefonata, buongiorno. C'è qualcuno in linea? Buongiorno. Niente. Vediamo altre mail. Arrivo, Sì. C'è poco da ridere, il bilancio della città il bilancio della città le paga la casa con 1.400 euro al mese che Vita può progettare a Trieste, non è un discorso di sinistra, è realismo, continua il telespettatore di prima, sì. Diciamo le risponde in sì, qualche maniera. Sì, no. Le leggo un'altra mail. Non ho capito, le paga la casa chi? Non ho capito. Paga la casa in senso dire paga pantalone, cioè... la città viene amministrata dall'amministrazione, i discorsi.
Faccio riferimento a quanto è successo al pronto soccorso di Monfalcone nei giorni scorsi per chiedere perché l'uomo ubriaco non è stato controllato dalla polizia prima di essere accompagnato e consegnato ai sanitari. Aveva un coltello con sé. Le forze dell'ordine non possono perquisire, non hanno il metal detector? Chiede Renata. Beh, abbiamo detto all'inizio, no? Tra l'altro un telespettatore mi sembra aveva fatto questa proposta, lei mi diceva appunto di quella proposta in regione, insomma, se si può dotare le nostre forze dell'ordine dello strumento in più affinché siano più sicuri loro e anche la cittadinanza, ben venga, insomma, no. Un'altra mail, la mia compagna sta in via di Servola 2/2, la strada che arriva da via Svevo è già da 6 mesi senza lampioni, oltretutto il marciapiede è pieno di arbusti che arrivano dal giardino sovrastante, un condominio ha cercato di pulire un po'. I vigili che sono presenti ogni giorno per far multe sulla curva sovrastante hanno segnalato il problema. Si ringrazia se si riuscirà ad intervenire. Colgo l'occasione per parlare un po' di Servola. Allora, sia sulla via Pitacco Giardini, cioè sulla via Pitacco mi era stato chiesto, siccome la sera le persone lì sfrecciano, di renderla, di farla fare possibile affinché venga resa a 30 km/h in modo da poter mettere i dissuasori. Tra l'altro mi ha attirato l'attenzione una cara persona, sulla via Giardini in fondo, lì dove c'era la ferriera, c'è un parcheggio davvero abbandonato a se stesso. Io sono andato a vedere, tra l'altro questo amico mi ha mandato anche le foto, io sono andato personalmente a vedere, è davvero abbandonato da Dio, immondizie, sedili, insomma io adesso mi informerò a chi appartiene effettivamente in modo da dare un po' di dignità a quel parcheggio che è davvero, sono sincero, io da anni, tanti anni fa, lei non si ricorderà, Bernardo è troppo giovane, c'era una pizzeria in fondo a Servola sulla destra in fondo, io sono andato, mi sembra alla cena di terza media o del seconda superiore, non mi ricordo, per dire, però effettivamente lì il parcheggio è davvero abbandonato. Io adesso che abbiamo ripreso un po' tutte le attività mi informerò, cercherò di capire insomma a chi appartiene, e poi c'è questo mio impegno per questa via Pitacco da renderla a 30 km/h per mettere i dissuasori, perché la sera effettivamente sfrecciano come dei pazzoidi. Abbiamo ancora una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, sono la signora Luigina, mi sente? Sì, prego. Vorrei segnalare la via Nicoletto d'Alessio, la parte bassa che va verso via dell'Istria, essendo una strada stretta e c'è un marciapiede proprio dissostrato. Ok, marciapiede. Sì, è proprio, io un giorno sono caduta, poi l'altro giorno è caduta anche un'altra signora, per fortuna siamo sbucciate solo il ginocchio, ma è proprio una cosa indecente quella parte bassa. Se qualcuno può fare una verifica, grazie. D'accordo, io me lo sono segnato. Io non ho capito, dove via? Via d'Alessio, giusto? Sì, via Nicoletto d'Alessio, la parte bassa con via dell'Istria. Ok, grazie della segnalazione signora. Speriamo si possa intervenire in qualche maniera, poi non so se è inserito già in un compendio di lavori che bisogna fare sulle strade cittadine, sarebbe da capire anche attraverso gli assessori, credo che sia l'assessore Babudor o l'assessore Lodi a occuparsi di questo tipo di interventi, al caso la prossima occasione glielo domandiamo. Grazie a Marcello Medau che è stato con noi questa mattina. Grazie a voi, è sempre un piacere essere qui, grazie ai telespettatori. Buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto. A tra poco, dopo la pubblicità, in compagnia di Paolo Altin, capogruppo della lista Russo. Punto Franco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del capogruppo della lista Russo. Punto Franco, Paolo Altin, buongiorno. Buongiorno Bernardo, buongiorno a tutti. Io leggo dal piccolo di oggi questo titolo: le critiche al piano delle opere dalla Giunta solo promesse. Il centrosinistra all'attacco sul programma del Comune sull'edilizia per il 2025, dalla terapeutica ai ponti, lavori già annunciati anni fa, zero idee per le periferie. C'è in qualche modo la firma dei capigruppo dell'opposizione, ovvero lei, Paolo Altin, Riccardo Laterza di Adesso Trieste, Giovanni Barbo del Partito Democratico e Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, in qualche modo in un coro unanime di dissenso nei confronti dell'ottimismo che ha manifestato la Giunta di Piazza per il 2025 per il completamento di tutta una serie di opere. Da dove proviene questo pessimismo da parte vostra? No, il pessimismo viene da un eccesso di
di ottimismo. Ah, ok. Quindi le due parti in qualche modo si scontrano. Ma non si può restare indifferenti a una doppia paginata del Piccolo, in cui, come un libro di sogni, l'assessore ai lavori pubblici squaderna tutte le cose che dovrebbero partire e che sappiamo poi non partiranno. Dal nostro punto di vista, senza voler alimentare la contrapposizione ad inizio anno e cogliendo lo spunto del consigliere Medau sul fatto che si possa collaborare, però a tutto c'è un limite. Sappiamo bene che se c'è un tallone d'Achille importante di questa amministrazione, che era la Giunta del Fare con Di Piazza, e lo diciamo sempre, la Giunta del Faremo, è proprio il fatto che le promesse non vengono mantenute. Quindi vedere una doppia pagina con tutte le opere che dovrebbero partire, che dovrebbero cambiare il volto della città, salvo poi assistere al consueto rinculare di ritardi, rinvii e quant'altro, insomma, anche meno, come si dice ora, no? Anche meno, insomma, mi sembra esagerato. Allora, il tram di Opicina, diciamo, diventa un po' il primo degli elementi che molto spesso sento dai banchi dell'opposizione essere tirato in mezzo, anche perché sono tanti anni, sono state tante tappe di passaggio in cui sembrava essere arrivati al traguardo, e ora si paventa febbraio come il mese decisivo e definitivo. Poi ci sono tante altre questioni che magari affrontiamo con calma. Sai perché sorrido? Perché a suo tempo, penso ormai 3 anni fa, il sindaco disse che si farà un bel regalo, il giorno del suo compleanno partirà il tram. Poi noi ogni anno, non diceva l'anno, il 1 febbraio gli portiamo la torta Zucker, che è particolarmente cara. Era buona, certo, ma mica prendiamo le robe. Infatti chiedo sempre di partecipare io a questo episodio, così ecco, ci vediamo il 1 febbraio e io immagino che il sindaco magari voglia studiarsi un colpo di teatro e far partire il tram veramente il 1 febbraio, però noi insomma lo facciamo scherzando, lo facciamo con un po' di ironia. C'è un dato che continuamente viene venduto qualcosa alla cittadinanza che poi si rivela essere fuffa, perché ogni tanto il nostro sindaco lo chiamano scherzosamente robifiaba, ma perché molte ne racconta, poi però dopo portare a casa il risultato, ecco, i risultati non sono stati poi così tanti, almeno forse il sindaco vede sempre il bicchiere pieno traboccante, io lo vedo mezzo vuoto o anche meno, però se guardiamo in faccia la realtà, i grandi successi di questa amministrazione non ci sono stati dal punto di vista di cosa ha realizzato. Il lavoro che hanno portato a casa con più, diciamo, efficienza è stata la demolizione della Tripkovic, con una spianata di Giarina adesso adibita a qualche parcheggio. Non vedo grandissimi altri risultati che possano far dire questa amministrazione è un'amministrazione all'altezza delle sfide di questo tempo per la città. Almeno io la penso così, poi Medau dirà che sono di sinistra, ma mi sembra veramente l'ha già detto prima che lo ascoltavo, ma secondo me continua ad essere una città che va col freno a mano tirato. Il sindaco dice la città sta correndo. La città forse starà pure correndo, ma la Giunta non le sta dietro, secondo me. Ma perché? Perché dal mio punto di vista le competenze all'interno della Giunta non sono le migliori. Cioè sono le scelte sbagliate? Secondo me sì. Perché a fronte dell'idea di fare qualcosa c'è magari un blocco, un rallentamento, un ostacolo. Quindi mi viene da dire il perché a questo punto non è l'idea. Cioè io dico voglio fare il centro sportivo, voglio fare Città dello Sport a Barcola. È un'idea nobile, poi io sono uno sportivo quindi magari sono di parte, però se dopo non vai in porto c'è una causa tecnica più che politica, no? In quel caso, forse per certe cose, per certi progetti è andata così. Per certi progetti sì, ma per molti progetti no. Se io ascolto le parole del sindaco nella sua intervista che ha rilasciato nei giorni scorsi, ma non mi pare che sia un sindaco che su questa città ha una visione di futuro. Voglio dire, se andiamo a leggere le dichiarazioni degli altri sindaci d'Italia, ma qui è tutto sul faremo, chiuderemo, ma che cosa si voglia fare di questa città nel futuro non si è capito. Si pensa che adesso, avendo avviato il percorso del Porto Vecchio, insomma la cosa sia a posto. Ci siamo, tra virgolette, liberati
del problema Carciotti, e anche lì sembra che che queste siano le panacee di tutti i mali, ma io non ho ancora capito, ma nemmeno se leggo il programma di Piazza delle elezioni del 2021, dove, giusto per inciso, la cabinovia non c'era, ma se leggo quel programma io non riesco a capire qual è l'idea per il futuro di questa città. Io trovo che questa idea manchi, cioè che manchi un'idea generale di quali sono le politiche, cioè sui temi della sicurezza, sui temi dell'educazione, sui temi del disagio giovanile, sui temi dell'ambiente. Come dire, faccio l'esempio dell'ex Pavan su cui ho avuto anche, e ringrazio, un colloquio con l'assessore Lodi per visionare il progetto della struttura, ma in quel contesto lì, creare un cubo di quel volume, io gliel'ho detto chiaramente all'assessore, secondo me fate la scelta sbagliata. Era giusto dare uno spazio in più a chi già fa attività sportiva in quel punto, ma la scelta sbagliata è completamente coprire di cemento tutto quello spazio. Queste non sono questioni di lavori che partono in ritardo o che la burocrazia è una scelta, certo. È una scelta politica, certo. Su queste scelte noi sono scelte che non condividiamo. Allora, sentiamo una telefonata, poi abbiamo una pausa pubblicitaria. Buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, prego. Sì, buongiorno. Allora, prima con l'altro ospite si è parlato di quel parcheggio a Servola abbandonato, ecco. Vicino a quel parcheggio c'è un circolo sportivo di tennis che si chiama Ex Ferriera, storico, che si sta paventando di abbattere, visto che l'area adesso è gestita dall'ente Porto, a quanto si sa, e quindi ha altri progetti. Ecco, la mia domanda è, chiaramente si parla di un ambito privato, però... Abbiamo perso? Allora, non abbiamo più la linea con il telespettatore. Noi ora andiamo in pubblicità. Se ha piacere di completare la sua domanda o comunque il quesito o la segnalazione che aveva in mente, ci richiami, così recuperiamo quanto non siamo riusciti a sentire. Approfittiamo, andiamo in pausa e ci vediamo tra poco. Ritorniamo dunque in diretta con Sveglia Trieste in compagnia di Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco. Le leggo alcune mail, Altin. Buongiorno, ma il vostro ospite non si ricorda del Ponte Curto e il trenino giallo, mettere sabbia sul lungomare di Barcola, ma con che faccia si permette di offendere il sindaco? Il trenino giallo era quello, penso che aveva in mente Cosolini per il Porto Vecchio. Sabbia sul lungomare di Barcola è l'idea della spiaggia di Russo, l'idea iniziale. Sì, ma allora... Faccio sul trenino di Cosolini non rispondo. Io conosco Roberto Cosolini, ma non ho avuto nulla a che fare con la sua amministrazione, quindi non so che dire. Sulla sabbia, tutto sommato, potrebbe anche essere che un'idea così campata per aria non sia, visto che il progetto del Porto Vecchio, della riqualificazione del Porto Vecchio, prevede un'area con spiaggia, quindi è in questo momento la giunta di centrodestra che propone la spiaggia e non solo Francesco Russo. E poi sul fatto che io offenda, mi dica in che modo ho offeso. Io penso che si possa legittimamente criticare chi secondo me non fa abbastanza. Poi i punti di vista sono sempre differenti. Io continuo a dire che questa giunta non sia all'altezza delle aspirazioni e delle possibilità della città. Ci limitiamo a bearci del fatto che il Caffè degli Specchi è la fila fuori per entrare e non ci rendiamo conto che questa chimera del turismo fa sì che i prezzi continuino ad aumentare e che le famiglie non trovino appartamenti in affitti ad un prezzo decente o che qualcuno possa rischiare di non permettersi di comprare una casa, perché ormai tutte le case vengono valorizzate con case vacanze e B&B. Quindi mi permetta una, a mio parere, legittima critica nei confronti di chi sta amministrando questa città. Una mail chiede: quale futuro per l'ex gasometro di Broletto? Sul gasometro ci sono varie idee, ma mi pare che nessuna sia pronta in rampa di lancio. È una di quelle cose che tutti sperano in qualche modo venga presa in mano in maniera seria, ma che poi di fatto non decolla. Ci sono altri progetti in giro per l'Europa di gasometri simili a quelli in cui hanno fatto di ogni, dalle strutture indoor di arrampicata
alle strutture per concerti, ma che io sappia attualmente su quella struttura un progetto ben definito non c'è. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, prima era Sì, la linea. prego, ci dica pure. Stringendo, in sostanza, visto che si parla di programmazione edilizia, parlavo di questo circolo tenistico storico di Trieste che si chiama Friera, che sembra voglia essere abbattuto, chiuso, quindi si parla di creazione di circoli o zone sportive, mentre qui si parla di una chiusura, di un abbattimento. E la domanda è se in senso lato la politica di Trieste sa di questa volontà dell'ente Porto di chiudere questo circolo sportivo. Ecco, molte grazie. Grazie. Effettivamente forse non è così nota questa vicenda. No, la vicenda, ringrazio, mi giunge nuova. Sarebbe un peccato, bisognerebbe capire però quali sono che progettualità c'è dietro. Ad ogni modo possiamo anche fare una richiesta in Consiglio Comunale affinché magari il sindaco o uno degli assessori comunichi le notizie che ha riguardo quella realtà. Altre mail, buongiorno, destra o sinistra non cambia niente sia a livello nazionale che locale, so solo che hanno distrutto la città di Trieste e di Porto Vecchio con queste strutture inutili che vogliono fare. Riguardo al trattato di pace non c'è niente da cambiare ma da rispettare, a Trieste l'ignoranza regna sovrana, scrive Flavio. Invece Salvatore dice non sono riuscito a inviare la mail durante la presenza di Medau, che avrebbe detto che era una mail pilotata. Volevo chiedere, ma in ben 8 anni di fermo del tram nessuno si è accorto delle condizioni deplorevoli in cui versa il marciapiede di via Martiri della Libertà lato linea tranviaria? Forse perché faceva comodo far parcheggiare gratuitamente i residenti sui binari del tram, vista la cronica mancanza dei parcheggi. Grazie e buon lavoro, come detto Salvatore. Poi adesso c'è il divieto, quindi non si può parcheggiare, il tram è in movimento. Sul tema tram ne abbiamo già parlato. Io sul tema tram faccio fatica a pensare che in tutta questa vicenda non ci sia una componente anche politica nella gestione, nel senso che non è possibile che questo problema lo trasciniamo per 8 anni solamente per una questione amministrativa, anche perché il tram di Opcina non è l'unica trenovia del nostro paese, e quando ci raccontavano che servivano delle normative speciali mi chiedevo come facevano invece tutte le altre trenovie a proseguire la loro marcia in giro per l'Italia. Quindi ripeto, sicuramente la burocrazia, la macchina amministrativa pone delle problematiche nell'avanzamento dei lavori, ma io credo ci sia anche una responsabilità politica. Sui parcheggi poi qui bisogna trovare una situazione complessiva per la città, perché ogni settimana ne viene fuori una. Di qualche tempo fa era la buttata di un ulteriore scavo sotto il Colle di San Giusto per l'ennesimo parcheggio scavato sotto il Colle di San Giusto. Io penso che la gente dovrebbe ribellarsi davanti a queste cose che gli vengono raccontate. Io mi chiedo come mai i miei concittadini e le mie concittadine, o almeno una parte, abbiano maturato una sorta di livello di tolleranza talmente alto che non li fanno scattare sulla sedia davanti alle sciocchezze che sentono, perché come si può pensare di scavare di nuovo sotto il Colle di San Giusto, o il tema parcheggi tolti in Molo Quarto, poi rimessi in parte nel piazzale della Tripkovic, è rimasto per 2 anni fermo, completamente inutilizzato. Il problema dei parcheggi per le crociere, con la ciclabile che intralcia, che crea problemi ai parcheggi per i crocieristi. Insomma, per non parlare del tema del parcheggio di Via Negrelli, che forse in pochi conoscono, ma sotto la struttura di Via Negrelli, sotto la struttura sportiva, lì in Via Negrelli c'è un parcheggio che di fatto è un parcheggio al coperto inutilizzato. Bisognerebbe, dal mio punto di vista, che si prendesse in mano il tema parcheggi complessivamente, senza fare facili annunci, ma cercando di risolvere concretamente, anche perché dal mio punto di vista la città è veramente troppo trafficata, troppo intasata. E sul tema parcheggi, giusto per dire, perché talvolta la collaborazione ci può anche essere, faccio presente e ringrazio che l'assessore Babuder ha fatto proprio un mio emendamento all'ultima seduta sul bilancio,
in cui si è proposto lo stanziamento di una somma di denaro per pensare ad un sistema di segnalazione dei parcheggi disponibili, quindi un sistema che ti possa indirizzare laddove il parcheggio effettivamente non c'è, perché altrimenti per chi vuole andare al Park San Giusto e ci si ritrova a fare mezz'ora di fila da Piazza Venezia per arrivare alla zona della questura, questo è indecente, no? Ma questo fa parte di quello che dicevo prima, che se si vuole una città turistica bisogna anche saperla organizzare, bisogna anche saperla gestire. Non si può far sì che le giovani coppie non trovino un appartamento in affitto perché tutti danno la casa ad uso bed and breakfast o casa vacanza. Cioè questo lo si dovrebbe vedere prima, ma se hai un progetto davanti e un'idea di futuro sai anche come arrivarci e quali sono gli ostacoli. Ma è possibile che non ci accorgiamo che Venezia è un esempio, ma ci sono anche città più piccole della Spagna. La Spagna è il paese più turistico d'Europa. In questo momento ci sono movimenti di cittadini contro un flusso turistico, l'overtouring, un flusso troppo grande che fa sì che i prezzi aumentino e che la città sia invivibile. Allora io dico, il primo partito di maggioranza è Fratelli d'Italia, che ci tormenta con la sovranità di ogni genere e tipo, la sovranità alimentare. C'era una mozione per usare solo materiali del territorio per il Porto Vecchio, quindi lo chiamate la sovranità minerale. Cioè, dico, e poi, ma vogliamo dire che la città deve essere innanzitutto dei triestini e delle triestine che la vivono e che la abitano? Cioè, vogliamo dire di questa sovranità che i servizi, i progetti devono essere innanzitutto per chi vive la città, per chi ha una famiglia in città, per chi gira con i bambini o con le persone anziane in città. Questo deve essere il primo pensiero, non che avere la fila e che fede specie. Questa è un'altra idea di città, che non è insultare il sindaco, ma è rappresentare con forza che noi abbiamo un'idea di città diversa. Tutto qui. Volevo sapere da parte sua se ha voglia di rispondere in qualche modo a distanza a Medau, quando nell'ultima parte, non so se l'ha sentito, chiamava una maggior collaborazione del Consiglio Comunale, perché ha detto di tutti quegli emendamenti che erano stati presentati nel bilancio proprio, se ci fosse stato un atteggiamento diverso e un approccio più costruttivo, allora si poteva in qualche modo si potevano sposare più cause anche dell'opposizione. Invece c'è stata una gestione più litigiosa dell'Aula. Lei e dopo ha in qualche modo aperto a una stagione della collaborazione nel 2025. Vabbè, ma l'apertura della stagione della collaborazione è come l'apertura della stagione della caccia, puntualmente c'è sempre. Poi bisogna che i fatti siano quelli che parlano. Allora, quando si parla di maggioranza-opposizione è un po' ridicolo, un po' me ne vergogno, ma è un battibecco continuo. L'idea che avevo io venendo non avendo militato in nessun partito e venendo a questa esperienza da un altro mondo, non immaginavo ci fosse questo approccio così infantile alla dialettica politica. Credevo veramente che ci fosse la possibilità di costruire qualche cosa di positivo, ma vedo che è davvero molto difficile, perché ognuno deve portare acqua al proprio mulino e dimostrare al proprio elettorato, soprattutto quello più vivace, no? Che sta tenendo il punto e che, non lo so, sta tenendo duro contro i comunisti, contro la sinistra, e quindi le posizioni tendono ad estremizzarsi. Sul tema del Porto Vecchio, ma guardate, ora colpa tua, colpa mia, non è questo il discorso, però io credo che la collaborazione debba essere impostata prima. Ora, non può arrivare una delibera in aula e nel momento in cui la delibera arrivi in aula ti si presenta l'assessore, non è il caso di Porto Vecchio, ma di altre delibere, e ti prende in parte e dice, beh, però cerchiamo di dare un voto positivo a questa delibera nell'interesse della città. Ma non è questo lo spirito. Se tu vuoi che l'opposizione dia un voto favorevole alla delibera, costruisci insieme all'opposizione un dialogo, non 2 minuti prima che la delibera venga votata. Punto primo. Sul Porto Vecchio, ma come possiamo avere una reazione diversa quando veniamo chiamati dal Presidente del Consiglio Comunale, il quale, senza alcun precedente nella storia del Consiglio Comunale della città, decide di strappare un centinaio di emendamenti? Ma come possiamo, davanti a questa, tra virgolette, dichiarazione di guerra, dimostrarci collaborativi? Allora la richiesta di collaborazione doveva venire prima, il Presidente del Consiglio Comunale poteva convocarci,
facevamo un ragionamento insieme, ma non al principio della seduta convocarci e dire guardate, utilizzo un cavillo che non è mai stato utilizzato nella storia del comune e faccio fuori più della metà dei vostri emendamenti. Come dire, essere collaborativi sì, essere presi per fessi anche no. Allora, sentiamo una telefonata, poi 9:30 ci chiama la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, guardi, per quanto riguarda le locazioni potrei essere d'accordo che la presenza di locare alle persone che sono residenti potrebbe essere una grande opportunità, però io ho avuto un'esperienza tremenda per quanto riguarda la locazione alle persone che sono esterne alla città, che in qualche maniera mi porterà anche a me a locare l'appartamento a delle agenzie che locano l'appartamento parzialmente, perché le leggi attuali in qualche maniera non proteggono la proprietà, perché dopo 3 denunce, 8 interventi delle forze dell'ordine e 3 anni di tempo, ancora la persona che occupa l'appartamento lo occupa indisturbato in attesa di un giudizio. Okay. Quindi non ci sono alternative. Una delle motivazioni è proprio questa, la mancanza del rispetto delle regole e delle leggi. Vero. Grazie. Grazie. Sì, diciamo che ragione, mi pare di capire che certo. la situazione è diversa rispetto a quella della locazione turistica. Qui credo che ci sia un inquilino che a un certo punto non ha rispettato le regole, se è lì da tempo e ci sono denunce in corso e l'intervento delle forze dell'ordine, però si condivide il fatto che su questo l'amministrazione comunale è difficile che possa intervenire. Chiaro. Su altri aspetti magari sì. Dobbiamo andare in pubblicità, come detto, ci fermiamo e ci rivedremo tra poco. Bene, ancora per quanto riguarda questa mattina di Sveglia Trieste in compagnia di Paolo Altin, altri argomenti. Io volevo chiedere di Roiano Altin, cioè la delibera che andrà a regolare il servizio educativo in quello che sarà il futuro asilo di Roiano, che ancora non è entrato in funzione, per cui non è possibile l'iscrizione insomma, almeno non è che c'è bisogno di iscriversi a gennaio per il resto dell'anno, però almeno per il prossimo anno scolastico l'idea è quella di renderlo funzionante. Manca però proprio la gestione del servizio educativo, che stando a quanto vuole fare la Giunta, e non tutta la maggioranza ma buona parte, dovrebbe essere un misto fra dipendenti pubblici e una cooperativa in concessione. Sì, in realtà è un buon periodo per parlare di asilo, perché in realtà, scusate, bisogna pensare a dove iscrivere i propri bambini all'asilo nido, a quale asilo nido iscrivere con molto anticipo, quindi è un tempo buono. Su Roiano in realtà non è che ci sarà una copresenza, da quanto ho capito, di personale interno ed esterno, ma la struttura sarà interamente affidata alla gestione di una realtà esterna e questa realtà esterna si impegnerà a garantire la metà dei posti in regime di convenzione con il comune. Ecco, questo è lo schema che noi abbiamo contestato, su cui siamo stati anche abbastanza fermi nel mantenere la posizione, è il fatto che se avessimo discusso di una struttura che andava completamente rifatta e in assenza di disponibilità di risorse del comune avessimo trovato un privato che se ne faceva carico e che in ragione di questo impegno poi aveva la possibilità di gestirne almeno una parte in regime completamente privato, la discussione sarebbe stata diversa. Ma qui parliamo di una struttura che abbiamo impiegato moltissimi anni a realizzare, più del dovuto, che ci è costata molti soldi e che trovo sia assurdo in questo momento dare chiave in mano ad un privato che non ha fatto nessuno sforzo per riqualificarla quella struttura.
ma con tutte mi metto nei panni di chi attualmente fa parte del personale educativo del nostro comune, ma possibile che quello che dovrebbe essere, come dire, un fiore all'occhiello degli asili nido, quello di più nuova realizzazione, invece che gestirlo noi internamente lo diamo fuori ad una cooperativa, ad una società, ma senza aver nulla contro il mondo delle cooperative o il mondo del privato, ma semplicemente per una questione di logica e di opportunità, una struttura che ci è costata tanto, che abbiamo realizzato con soldi pubblici, venga gestita dal comune. Noi qui in città abbiamo una tradizione storica di servizi educativi e fare questa operazione in qualche modo è un po' un'inversione un cambiamento di rotta che noi non condividiamo. Anche su questo siamo stati fermi, ma poi leggiamo le dichiarazioni del sindaco, sì, che lui 1 o 2 sedute conta di averla risolta. È così che conta di risolverla, con 1 o 2 sedute, ma non è successo, ad esempio, dico per dire, che l'assessore competente convochi le forze di opposizione o che ci sia un confronto tra capigruppo, sindaco e assessore sul tema. Ecco, un confronto su questo non c'è stato. Se da parte dell'amministrazione, della giunta, si va a un muro contro muro, ecco, noi siamo pronti a contrastare questa iniziativa. Se invece si vuole trovare una soluzione, come dire, che tenga in considerazione anche le nostre istanze, che sono anche istanze importanti della città, questa sarebbe la soluzione migliore. Ma la soluzione che voi sperate è una gestione completamente pubblica. In questo caso bisogna assumere. Ma in questo caso bisogna assumere, ma si può anche riorganizzare. Noi abbiamo anche dei lavoratori precari, no? Nella rieducazione. Ci sarebbe la possibilità anche di, come dire, attingere a risorse che già sarebbero pronte, che avrebbero anche un'adeguata formazione. Allora non lo si fa perché forse non si vuole gravare l'organico comunale di ulteriori costi del personale, ma voglio dire, stiamo assumendo e abbiamo assunto in ogni campo, non vedo perché la gestione di un asilo nido poi, stiamo parlando di un complesso di chissà quante strutture, di un asilo nido, trovo davvero difficile pensare che non si riesca a trovare una soluzione diversa da questa e che non la si vuole trovare per un motivo prettamente politico. Se il motivo è politico, se ne discute insieme. Ma perché deve esserci un motivo politico? Questo mi chiedo io, da ignorante in materia. Cioè, il motivo politico per cui non voler attivare un asilo? Lo stesso motivo politico per cui stiamo assistendo a livello regionale a un indirizzamento della sanità verso il privato. L'indirizzo politico è una questione di costi. Una questione, ma no, è anche una questione di responsabilità, di gestione e di fatica. Perché gestire il personale interno è una fatica, è un costo, certo, no, quello senza dubbio. Comporta delle difficoltà e certamente anche degli oneri. Allora per me è più facile dire che quella struttura sia gestita da un soggetto privato e poi se ne occupa lui, poi lo controllerò, monitorerò, certo. Però intanto il problema è suo. Nella sanità stiamo assistendo a un ruolo sempre più da protagonista da parte del privato e ho idea che anche per i servizi educativi si vada verso quella direzione. Basta pensare che, come è stata scritta la delibera di Roiano, nella delibera c'era scritto questo è quello che proponiamo su Roiano, ma lo proporremo, ma molto probabilmente lo proporremo anche a San Giovanni. Cioè a Chiarle. Ecco, quindi il fatto che sia stata delineata una strada mi fa dire che questa non è una scelta meramente tecnica, ma è una scelta politica che in qualche modo vede nel rivolgersi al privato una strada da questo punto di vista. Certo. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Mi scuso per la voce, sono un po' raffreddato. Sono Vladi, buongiorno. Buongiorno. Un po' di tempo fa è stato ospite lì da voi in studio proprio il dottor Russo. Sì. Ecco, e siccome una delle tante volte, insomma, e siccome io sono uno favorevole alla cabinovia, ho trovato un qualcosa da dire tra me e lui. Allora, cabinovia che dovrebbe passare anche nell'area del Porto Vecchio, no? Per un certo tratto. Sì. E io dicevo, vabbè, siccome sono d'accordo, a me va bene.
E la risposta è stata: ma mi scusi, ha detto, ma chi vuole che si compri un appartamento se all'interno del porto ci passa una teleferica? Allora dobbiamo metterci d'accordo. O va bene che vengano anche gli appartamenti di civile abitazione e siccome ho sentito che il discorso verteva su affittanze, su vendite eccetera poco fa e riguardo anche al Porto Vecchio, dico mettiamoci d'accordo. Se viene la cabinovia all'interno del Porto Vecchio nessuno si compra gli appartamenti e allora vediamo magari di dare uno di quegli immobili, lo diamo in gestione all'ATER e vediamo se i vari assegnatari avrebbero qualcosa da ridire o da discutere sul fatto che ci sia la cabinovia. Mettetevi d'accordo anche all'interno del punto Franco Vecchio e col dottor Russo, perché ognuno tira l'acqua da una parte e poi dopo si allaga tutto quanto. Dai, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Vladi, grazie, buona giornata. Ha sollevato uno degli argomenti più discussi in città, per cui non basterebbero i 15 minuti che ci avanzano per poter analizzare i pro e i contro, in particolare da parte sua Altini, immagino i contro di quest'opera. Ieri c'è stata una ennesima voce, quella che si è levata dal Comitato Nuovo Via, forte delle sentenze che sono arrivate e che richiamano la Regione a una revisione dei suoi termini, ma anche riapre la questione del possibile referendum, perché non ci sono più fondi PNRR che vincolano un'opera che va, diciamo, al di sopra della capacità finanziaria del governo italiano o fondamentalmente dell'ente pubblico statale, ma adesso proprio si deve ricercare un finanziamento proprio tra le maglie del bilancio nazionale. E se il sindaco è così convinto che l'interesse dei cittadini sia quello di realizzare la cabinovia, si presti alla realizzazione del referendum che è stato così fortemente osteggiato e vediamo quale sarà la volontà dei cittadini, visto che a telecamere spente illustri esponenti della maggioranza non fanno segreto del fatto che non hanno nessuna simpatia per questo tipo di opera. Quindi se si può fare il referendum si faccia, rispondendo al telespettatore rispetto a quello che diceva Russo. Semplicemente l'idea è quella di far notare alcune contraddizioni che emergono tra quello che si vorrebbe fare in Porto Vecchio e l'idea di far passare una cabinovia in quella stessa zona. Non a caso, se voi avete visto quando era il periodo caldo che parlavamo di Porto Vecchio, l'immagine della cabinovia era sparita dai radar completamente e tutti i render che vedevamo, la cabinovia era di colpo sparita, non se ne parlava più, no? Quindi sicuramente il tema cabinovia crea delle interferenze con il progetto Porto Vecchio. L'idea era quella di farle emergere. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io sono Gabriella di Largo Barriera, come questi giorni ho un aumento di traffico nella mia zona. Io non so, vengono da nord o da sud le macchine, perché a Largo Barriera abbiamo un bel caos adesso. Perché è chiusa la galleria, signora. Chiusura della galleria. Bene, certo. ve le racconto una. Io adesso uso ChatGPT che mi aiuta a confermare delle cose che avevo letto già nei giornali, no? Io avendo mia figlia a Barcellona, vedo che Barcellona ha tanti turisti, 30 milioni di turisti all'anno. Noi abbiamo 1,5 milioni di turisti all'anno, per quello che ha detto Rossi l'altro giorno. Quindi siamo molto lontano dalla quantità di turisti. Ebbene, saranno anche questi turisti, 1,5 milioni, che si avverseranno sulla cabinovia, secondo il nostro sindaco. Quindi avremo 4.320.000 passeggeri, che non so come li prenderemo, già che Barcellona ne fa, in agosto le fa 250.000 turisti sulla cabinovia, sono 3 milioni di turisti all'anno, più o meno, dando che agosto è tutto l'anno agosto, no? Fa 3 milioni. E dicendo che Londra ha 2,5 milioni di turisti
all'anno. Pochi però. In cabinovia. Quindi noi come faremo per okay. fare 4.300.000 di turisti all'anno? Mi dica il sindaco dove si è sognato questi numeri, o Vernetti o chi se li ha sognati, perché non esistono questi numeri, devono verificare, perché se no noi dovremo pagare moltissimo. Grazie. Buongiorno. Grazie a lei. Belaltin? Ma anche allora bisogna essere però su questo bisognerebbe essere chiari. Allora, o questa cabinovia ci viene venduta come un progetto di trasporto rapido di massa, perché vi ricordo che i progetti PNRR richiedevano, i fondi PNRR venivano dati perché questo era un progetto di trasporto rapido di massa, come se fosse stata la metropolitana di un'altra città, di una grande città. Per poter avere questi fondi hanno dovuto giustificare il fatto che questa struttura, quest'opera sarebbe stata in grado di reggere importanti flussi e importanti spostamenti. Però adesso i fondi PNRR non ci sono più. Qualcun altro invece diceva che questa era un'opera turistica. Sì. Peccato che però non arrivi nei punti turistici dove potrebbe avere un senso, come ad esempio Montegrisa, no? Magari uno potrebbe essere contrario comunque, ma almeno dire ma lì c'è un intento turistico potrebbe avere già una logica diversa. E in questo caso siamo in una totale confusione, perché non abbiamo capito se quest'opera si fa per risolvere il traffico su Barcola che deriverà dall'avvio del Porto Vecchio e dall'aumento dei flussi sul Porto Vecchio. Non abbiamo capito se sarà un'opera solo turistica perché non arriva in punti che hanno un appeal e un senso turistico. Ecco, mi pare che ci sia stata una grande confusione e un grande caos, e tutto quello che è stato fatto per riuscire ad ogni costo a portarla a casa quest'opera mostra la fragilità già in quelle sentenze di cui si è parlato poco fa, che evidenziano che l'iter di problemi ne ha moltissimi. Quindi è la dimostrazione plastica del fatto che ci si è voluti ad ogni costo incaponire su un'opera che la gente di cui non sente il bisogno, ma che si doveva ad ogni costo realizzare per salvare la faccia. Questa cosa mostrerà i suoi lati di debolezza nel prossimo futuro, ne sono certo, e siccome il sindaco è riuscito ad ottenere i milioni per fare la cabinovia, sono sicuro che il sindaco potrà anche chiedere che questi milioni siano utilizzati ad esempio per un tram leggero che sostituisca la cabinovia. Noi speriamo lo faccia e non si intestardisca ancora su quest'opera. Aggiungo solo che so che non sposterà molto i numeri che aveva detto la signora prima, ma la cabinovia di Londra collega Greenwich con il Royal Docks, è utilizzata molto dai residenti, cioè è utilizzata quasi come un autobus o una metropolitana da chi vive da quelle parti, e soprattutto opera a Greenwich e nei Royal Docks, quindi è utilizzata come un trasporto pubblico e poi è tanto utilizzata come un trasporto turistico, questo assolutamente va detto. Sì, c'è un grosso punto di domanda, come farà la gente a spostarsi in cabinovia? Veramente le persone lasceranno la macchina sull'altipiano e si affideranno alla cabinovia? Ma vedete cosa il disastro che crea il traffico in ingresso del Parc San Giusto? Sì. Cioè l'idea delle persone è quella, purtroppo siamo fatti così, di posteggiare dobbiamo attaccato parcheggiare dove il più vicino possibile, la roba sotto. Però il turista non è che ragioni proprio così. Però se io guardo alle file di macchina, quello sì. Fuori al Parc San Giusto sono sì. Tutte, il 90% sono targhe autostraniere. Quello è vero, quello è vero. Però molto spesso chi viene da un'altra città, anche non sapendo esattamente dove andare, incappi in una ZTL, vai in una zona dove non... Allora cosa fai? Trovi un posteggio grande di cintura, posteggi e poi mi sposto. Ma perché sei turista? Sì. Ecco, ma qui c'è il grande equivoco. Allora, se sei turista puoi studiare dei meccanismi per cui io ti rendo la cabinovia particolarmente allettante perché magari il biglietto ti costa poco, magari lasciare l'auto nel parcheggio che non si sa bene come sarà e dove sarà. Sì, al netto di tanti punti di domanda. No, io dico, allora agevolo i turisti ad usare la cabinovia, uno in ferie può anche dire facciamoci la gita, no? Però allora questa non è un'opera
da trasporto pubblico. E qua torniamo al punto iniziale. Quindi, come dire, cioè, o è zuppa o è pan bagnato, Delle si due prende l'una. una decisione. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io sono proprio sconsolata, veramente. Non mi chiamo sconsolata, sono sconsolata. Perché questa maggioranza, che purtroppo viene eletta con pochi voti perché la gente non va più a votare, si appropria di un potere che non ha. E allora cosa fa? Fa l'arrogante. Sono arroganti, ma non mancano di rispetto ai consiglieri comunali, che in fondo sono dei rappresentanti del popolo, in pratica anche loro, no? Mancano di rispetto alla grande proprio, alla gente, a chi vota, anche a chi non vota, perché chi non vota è uno che protesta, che non gli va bene, e c'è un'arroganza. Io per esempio una volta non mi ponevo il problema di chi fosse l'ospite, di maggioranza o di minoranza, indifferente di chi avevo votato io o no. Io chiamavo volentieri e esponevo il mio problema, e da molto tempo che io proprio appena vedo un ospite della maggioranza proprio non riesco a telefonare, non so cosa chiedere, non so cosa dire, ma soprattutto non so cosa chiedere, perché rispondono con una falsità, con una faccia tosta che è disarmante. E non riesco più a chiedere niente, perché non mi fido, perché sono inaffidabili, perché raccontano palle e si sono appropriati, oltre che del nostro portafoglio, perché siamo noi che paghiamo le loro iniziative, noi cittadini, anche quelli che non votano. E quindi io veramente, adesso come adesso, la politica mi sta facendo proprio quasi male, devo guardare altre cose per la mia salute proprio fisica e anche mentale, e io ho le mie idee ma non riesco più ad esporle, non ce la faccio, perché bisogna essere onesti intellettualmente e allora ci si può confrontare. Questa maggioranza non si confronta, non vuole il confronto e allontana sempre di più la gente, diciamo più equilibrata, che non è tanto ideologica, la allontana sempre di più dalla politica e dalla voglia di partecipazione. Arrivederci, buongiorno. Grazie. Buongiorno. È un peccato sentire una dichiarazione del genere, perché è la riprova del fatto che molti che la pensano come la signora, anche se sono sicuro che la signora è andata a votare, loro invece altri non votano per lo stesso motivo. Questo è un grande tema su cui si deve fare una riflessione anche in termini di responsabilità, perché da un certo punto di vista tante persone non vanno a votare perché semplicemente sono dei menefreghisti, perché bisogna dire anche questo, qualcuno non va a votare proprio perché se ne frega, perché se ne frega, proprio è completamente disinteressato. Sì, vero. Ecco. C'è invece un insieme di persone che non va a votare perché sente che la politica sia semplicemente un continuo battibeccare, una presa in giro e che alla fine nulla cambi. E questo è un dispiacere per chi fa politica da poco tempo come me, ed è un dispiacere anche perché io credo che chi governa la città debba poter sentire che c'è una forza popolare, diciamo, che ti dà fiducia. Se tu governi sulla base di una manciata di voti, le decisioni che prendi, qualsiasi decisione tu prenda, sarà pur legittima, però sarà poco rappresentativa, finirà per essere poco rappresentativa. Quindi capisco il discorso che fa la signora e speriamo di meritare più fiducia da parte delle persone alla prossima tornata elettorale, perché non andare a votare è una sconfitta per tutti, per la città, e anche per chi fa politica e anche per tutti i cittadini e cittadine. Una mail recita: Cabinovia che collega Trapani, 55.000 abitanti, con il centro storico di Erice, 500 abitanti d'inverno e molti di più d'estate, nel 2017 è stato considerato un grande successo con 434.000 passeggeri. Ovovia di Trieste, da studi previsionali si quantificano 3.600.000 passeggeri, naturalmente dalle opposizioni no se pol. È palesemente evidente che il no se pol è un no politico che le opposizioni cavalcano, cercando tutti i cavilli giuridici pur di mettere i bastoni tra le ruote alle amministrazioni di centrodestra. Ognuno si fa la propria idea, no? Certamente c'è una battaglia politica anche su questo argomento. È ben vero che ogni tipo di interlocuzione e ogni tipo di ragionamento su eventuali alternative
non è stato possibile, ma io ricordo, mi aveva divertito una seduta di consiglio comunale in cui si parlava di Cabinovia, c'era un diluvio di ordini del giorno da parte di esponenti della maggioranza, i quali dicevano no, però sarebbe meglio spostare una stazione qui, ma no, ma perché non mettiamo anche una stazione intermedia alla Sissa, ma no, ma perché allora non facciamo un camminamento pedonale? Cioè, c'era stato un tale diluvio di ordini del giorno, emendamenti, penso ordini del giorno, da parte della maggioranza, che faceva capire chiaramente che le idee su quest'opera nessuno ce le aveva chiare, che non c'era una condivisione forte nemmeno all'interno della maggioranza sulla sua realizzazione, eppure ci si è intestarditi, laddove forse un'alternativa, un'altra modalità, un altro tipo di opera forse si poteva portare avanti con un consenso più ampio, più condiviso e senza assistere a tutte queste battaglie. Poi sui cavilli, attenzione che la legge va rispettata, cioè non è solo una questione di cavilli, è come quando io mi arrabbio in consiglio comunale con il presidente del consiglio comunale. Dal mio punto di vista le regole vanno rispettate e le regole non possono essere piegate sulla base della finalità che di volta in volta si ha. No signori, questo non si può fare, per questo ci battiamo e il Comitato Nuovo Via fa una battaglia che è assolutamente tecnica più che ideologica, è assolutamente tecnica e lo fa nelle sedi competenti e porta a casa dei risultati importanti, quindi a loro va almeno il mio personale ringraziamento per il lavoro fatto. Dobbiamo andare in chiusura, quindi io ringrazio Paolo Altin, capogruppo della lista Russo.Franco, per essere stato con noi. So che avete il Consiglio Comunale il 20, lo aveva detto prima Medau, l'ha spoilerato prima. Ma l'hai detto tu, Io l'ho detto io. Mi ha detto che non dovevo dirlo. Vabbè, l'ho detto io. Sì, è ragionevole che partiremo il 20 con il Consiglio Comunale. E sappiamo che ci sono ancora tanti argomenti che devono essere affrontati in aula, quindi vedremo. Ma sì, abbiamo centinaia di mozioni rimaste inevase, diciamo, forse possiamo iniziare da quelle. Grazie ancora Altin, buona giornata e buon lavoro. E buona strada a Luca. Buona strada a Luca, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, che ha lasciato i suoi familiari e i suoi amici in un profondo dolore. Arrivederci a tutti, grazie.